Everyone is jolly, everyone is happy. We call this Christmas, and it's time have fun. Do not be gloomy, appreciate the beauty. Just look up the stars and wish what you want. No time to worry, no need to hurry. It's time to relax, be thankful and be glad. Everyone is jolly, everyone is happy. We call this Christmas, and it's time have fun. No time to worry, no need to hurry. It's time to relax, be thankful and be glad. Never feel lonely. You have a family. I give you this card to say Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas. Chissà se noi portiamo gioia nella vita delle persone che incontriamo, anche soltanto quando le salutiamo, quando scriviamo un messaggio, quando ci siamo. Gesù non va mai detto. Gesù va mostrato nella sua presenza. Se Cristo trova spazio dentro di noi, il mondo troverà gioia. Se Cristo non troverà spazio dentro di noi, non avremo argomenti per poter convincere il mondo che Lui è il Salvatore del mondo. Allora, cari amici, questo è il mio augurio, che ognuno di noi possa vivere questi giorni del Natale chiedendo al Signore questa conversione, la conversione di guardare con occhi nuovi le costrizioni della cronaca, la conversione di guardare con benedizione le nostre mancanze, la conversione di vedere trasfigurate le nostre lamentele in una creatività fiduciosa, la conversione di diventare noi il prolungamento del Verbo che si fa carne e viene ad abitare in mezzo a noi. Allora sì, che chi avrà incontrato noi avrà incontrato il Natale, perché ha incontrato il Verbo che si è fatto carne. Ciao Ettore, ciao pubblico di Ettore, pubblico, che bella parola, lasciamelo dire Ettore, pubblico, mi manca, è una parola importante che manca tanto, siete importanti, sono 9 mesi che i teatri sono chiusi e noi attori abbiamo bisogno del nostro pubblico, abbiamo bisogno di voi. Fammi augurare Ettore un Natale sereno in famiglia e un 21
di rinascita, che sia una vera rinascita, una vera ripartenza, che si aprano i teatri, i cinema, che si riapra tutto e ci possiamo rincontrare, perché noi abbiamo bisogno di voi e forse voi avete bisogno anche di noi. Un bacio grande, auguri a tutti, auguri Ettore, auguri al tuo pubblico, tanti auguri da me e da Bianca. Ciao! È un anno particolare questo 2020 che volge al termine, è un anno particolare per tutte le attività economiche finanziarie italiane, è un anno molto particolare per tutti coloro che amano lavorare sul sociale, nello sport e nel nostro caso nel calcio. Nel calcio a 360 gradi, dalle attività di base al settore giovanile scolastico, alle squadre dilettantistiche. Noi siamo gli attori protagonisti, è chiaro che tutto questo ci manca tanto. Purtroppo siamo alle prese con un virus indivisibile che sta mietendo tante vittime, anche fra di noi, fra amici, parenti, gente insospettabile. Dobbiamo stare attenti e sicuramente cercare di essere o di riappropriarci un pizzico del senso civico che forse in questi ultimi anni è venuto a mancare. Il Natale sarà un Natale in famiglia, sarà un Natale probabilmente alla ricerca anche dei valori persi. Il valore principale che è quello della famiglia, dello stare insieme con i propri figli, la propria moglie, probabilmente accontentarci anche di qualcosa di meno rispetto a ciò che abbiamo fatto negli anni precedenti. Sicuramente quello che auguro a tutti è un Natale in famiglia, un Natale col sorriso, un Natale che ci possa portare a riflettere e che poi tutto questo ci porti a un 2021 veramente bello, carico di positività e di sole per tutti. Viva il calcio, speriamo che possiamo riprendere al più presto le nostre attività, poter riprendere a vedere i nostri piccoli grandi campioni sul campo, che possano abbracciarci e sorridere e piangere anche magari davanti a una sconfitta. Buon Natale a tutti e un splendido 2021. Quest'anno è stato un anno devastante, un anno da dimenticare per la vita umana, per la vita del quotidiano. Questo Covid ha distrutto tutti noi, tante famiglie, tanti lutti, tanti decessi, anche senza Covid. Io sono stato uno purtroppo di quelli che ha perso un secondo padre. Sono senza parole. Spero che questo anno nuovo porti linfa nuova, ci porti di nuovo nel nostro habitat naturale, ci porti nel nostro calcio e in primis il nostro augurio è quello di tornare alla vita normale, al nostro quotidiano. Tanti auguri di buon anno, di buon tutto da parte del nostro presidentissimo Gaetano Vinci e da tutto il Carlentini Calcio. Auguri, a presto e torniamo a vivere. Desideravo fare gli auguri di un sereno Natale a tutti gli sportivi e agli amici di Penalty. Anche se comunque è un Natale particolare, perché ormai da un anno viviamo una situazione un po' difficile, per cui speriamo che questo brutto momento passi in fretta, che sia un Natale tranquillo per quello che può essere, con l'augurio più grande che ci possiamo ritrovare presto in campo a battagliare in maniera leale come abbiamo sempre fatto e ritornare in quello che poi realmente è il nostro mondo. Un abbraccio e auguro a tutti. Caro Ettore, intanto grazie per avermi dato l'opportunità
di esprimere il mio pensiero in questo momento drammatico, incredibile, allucinante che stiamo tutti vivendo. Chiaramente è molto difficile fare gli auguri in questo momento realmente triste un po' per tutti. Siamo vittime di una pandemia incredibile che ha messo in ginocchio l'intera umanità e possiamo anche dire che purtroppo ce la siamo anche cercata. La scienza, che ha sempre aiutato l'essere umano negli ultimi tempi, lo ha invece messo a dura prova. Una scienza che praticamente si è rivoltata contro. Noi ci auguriamo che sia la stessa scienza a riportare nella retta via l'intera umanità, che si possano trovare le cure e che i vaccini possano arrivare a dare una mano a tutti coloro che stanno soffrendo. Che dire, gli auguri. Sono morte tante persone, possiamo dire amici, parenti e anche personaggi famosi. Vorrei citare qualcheduno nell'ambito sportivo, dato che gli auguri in questo momento li voglio indirizzare a coloro che seguono la tua trasmissione, che sono appassionati di sport, che vogliono tornare a calcare gli spalti. 2 nomi su tutti. Sono morti non solo per il Covid, ma probabilmente il Covid è stato l'effetto scatenante che ha poi dato il cosiddetto colpo di grazia. Parlo di Diego Armando Maradona, il calciatore più importante della storia di questo sport, e poi il nostro Paolino Rossi. Siamo tutti legati ai suoi gol del 1982, a quel famoso campionato del mondo. Ebbene, che dire, gli auguri. Gli auguri io li voglio fare a tutti coloro che seguono questa importante trasmissione, affinché tutto possa essere al più presto messo dietro le spalle. È un 2020 da dimenticare assolutamente. Dobbiamo essere ottimisti, fiduciosi, e quindi ci proiettiamo al 2021 carichi di speranza. Ebbene, la speranza non deve mai mancare. Auguri a tutti, buon Natale, e chiudiamo questo anno horribilis e apriamone un altro, apriamo un'altra storia. Grazie. Ciao Ettore, ciao a tutti gli amici di Penalty. Finalmente ci siamo, stiamo per superare un anno difficile, duro, complicato, nel quale abbiamo dovuto ingoiare tanti bocconi amari. Sono certo, la mia è più che una speranza, che il nuovo anno rimetterà le cose finalmente a posto e ci permetterà di tornare a riassaporare quelle emozioni uniche che solo il calcio riesce a darci. Quindi con questa speranza auguro a tutti voi un sereno Natale ed un felicissimo anno nuovo. Ciao Ettore, grazie, ti ringrazio per l'invito, lo accolgo con molto piacere e mi unisco al popolo dello sport siciliano per gli auguri nella prossimità di queste festività di fine anno. È stato un anno molto difficile per tutti, ma dobbiamo guardare il 2021 nella prospettiva di un anno che sicuramente dovrà essere migliore rispetto a questo qui, un anno che dovrà essere di rinascita, di ripresa, di riscatto per tutti quanti, di riprenderci un po' la vita che facevamo nei mesi passati, di riprendere un po' le nostre passioni e di rimettere in campo tutte le risorse che abbiamo, tutte le nostre energie, tutte le nostre competenze, tutta la qualità di persone, di grandi persone del mondo dello sport. Lo sport è fatto di persone forti, di persone grandi, di persone che sanno come mettere la spalla sotto in momenti di difficoltà, perché spesso hanno vissuto nella precarietà nella propria attività, in momenti difficili, e si sono superati mettendo sempre tutto se stesso, mettendo dentro tutta la forza
che sia dentro tutte le proprie competenze, tutta la propria bravura veramente della persona. Anche in questa occasione sono convinto che lo sapranno fare tutti, lo sapremo fare tutti, perché il mondo dello sport, che se ne dica, ha bisogno delle persone che fino a questo momento hanno rappresentato con grande orgoglio tutti quanti i centri, tutti quanti i club siciliani. È stata una tragedia anche da un punto di vista economico, ma le società tutto sommato hanno resistito, lo sport tutto sommato ha resistito, i numeri dicono questo, almeno nei campionati dilettantistici maggiori la Sicilia conta la presenza delle società che hanno ripreso la propria attività e ci hanno creduto e continuano a crederci. Speriamo in una pronta ripresa dei campionati perché si possano portare a termine e quantomeno dare continuità a quella passione, a quel lavoro, a quegli sforzi che vengono profusi di giorno in giorno da tutti atleti, tecnici e dirigenti. Calcio siciliano che da un punto di vista professionistico ha perso ancora pezzi nel 2020. Purtroppo abbiamo ancora qualche società che ha lasciato il calcio professionistico, e questo lo dico con un pizzico di amarezza perché mi ha pure coinvolto in prima persona. Auguro a questi centri di Trapani e Lentini una pronta ripresa, un pronto riscatto come meritano queste piazze. Il calcio professionistico che è ancora però poco rappresentato nei campionati maggiori. C'è assolutamente la necessità che la Sicilia riprenda nei campionati professionistici il posto che le spetta, il posto che aveva una volta, il posto che merita, perché il calcio italiano ha bisogno della Sicilia, ha bisogno della passione, del calore, della presenza del calcio siciliano e delle squadre siciliane. Io sono convinto e fiducioso che il 2021 sarà l'inizio di una rinascita in questo senso, e sono convinto che nel giro di qualche anno la Sicilia si riscatterà da questi anni purtroppo molto difficili. Speriamo, ci dobbiamo lavorare, ci dobbiamo credere assolutamente. Il 2020 ci ha lasciato tanta amarezza, tante delusioni, tante tragedie, tante perdite purtroppo a livello mondiale, nazionale e mondiale. Abbiamo avuto le perdite oltre che di personaggi importantissimi che hanno fatto la storia di questo sport come Maradona e Paolo Rossi, ma anche a livello locale purtroppo abbiamo avuto qualche perdita. Permettimi di ricordare personalmente Nino Serraggi, persona al quale ero molto legato e persona che ho avuto la fortuna di conoscere molto bene, e ne ho apprezzato proprio per questo le grandi qualità di competenza e di uomo di sport. Ma guardiamo al 2021 con la prospettiva di poterci riscattare. Io personalmente voglio guardare questo nuovo anno come l'inizio di una rinascita per questo sport, di un riscatto, di un rilancio, perché di questo c'è assolutamente bisogno. Allora auguriamoci veramente ogni bene a noi, alle nostre famiglie e al calcio e a tutto lo sport siciliano. Mi unisco assieme a voi in un caloroso abbraccio a tutti per gli auguri di buon Natale e buon anno a voi e alle vostre famiglie. Grazie Ettore, grazie dello spazio, un abbraccio e tantissimi auguri anche a te. Grazie. Agli amici di Penalty un saluto e buon Natale a tutti. Buon Natale Ettore, sono molto lieto di essere ancora nei tuoi teleschermi e per i tuoi ascoltatori, perché questo è un anno molto particolare. C'è chi ha avuto pochissimo da quest'anno, c'è chi ha avuto molto come al solito, però essenzialmente, come dice la regina Elisabetta, è stato l'anno horribilis per eccellenza. Non sappiamo come sarà il 2021, mi auguro personalmente e a nome di tutti che sarà il miglior anno possibile, magari ristabilisca quello che il 2020 ci ha rubato, la felicità, gli abbracci,
lo stare insieme ai nostri cari, il viaggiare, il fare le cose normali che ci sono veramente molto mancate. Speriamo di fare, almeno noi artisti, il nostro mestiere, lo spettacolo, tornare a far sorridere le persone, aggregarle insieme nelle piazze e fare il nostro mestiere nella maniera migliore. Per quello che riguarda lo sport, anche qui grandi punti interrogativi, però devo dire che lo sport quest'anno si è ugualmente disputato e ha avuto dei grandi momenti. Un saluto grandissimo ad un eroe del calcio mondiale, Diego Armando Maradona, che in quest'anno orribile ci ha lasciato. Cosa dirti? Buon Natale anche a te, Ettore, alla tua famiglia, ai tuoi tanti ascoltatori di Penalty, e speriamo di riabbracciarci anche noi, di poterci vedere, di sorriderci come sempre, come il nostro modo, come facciamo di solito da 30 anni, forse più. Ciao, buon Natale. Tantissimi auguri di buon Natale e felice anno nuovo a tutti i telespettatori di Penalty e agli amanti del calcio siciliano. Che questo 2021 possa regalarci il nostro amato calcio, che possiamo tornare a giocare, a riempire gli stadi e ad abbracciarci. Ce la faremo e torneremo più forti di prima. Per me il 2021 sarà un anno roseo, infatti diventerò papà, a maggio diventerò papà di una bimba. E quindi per me sarà un anno fantastico. Tantissimi auguri a tutti voi, buon Natale, felice anno nuovo soprattutto. Forza Megara. Ringrazio la redazione di Penalty nella persona di Ettore per avermi invitato a dare i miei auguri di Natale a tutti gli sportivi e a tutte le famiglie. Io come delegato della provincia di Catania spero che prima possibile possiamo iniziare l'attività giovanile, l'attività dei campionati dilettanti. Si presume che a fine gennaio dovremmo iniziare, ma la cosa più importante in questo momento, se si iniziare con massima sicurezza, perché la salute è la cosa primaria che interessa. Quindi dobbiamo obbligatoriamente sottostare ai decreti che ci sono e nella speranza che questo vaccino possa essere prima possibile in commercio per poter dare nuovamente a tutti quanti noi la possibilità di svolgere una vita normale. Il mio augurio è che possa riprendere lo sport principalmente in tutte le sue attività, e noi che facciamo calcio sappiamo quanto sia importante che i bambini, io parlo principalmente ai giovani, ai bambini, che l'importanza di andare a giocare in un campo di calcio con tutte le normative di sicurezza che vengono rispettate. È meglio andare a giocare in un campo sportivo che posso tenere i bambini a casa o i bambini andare a giocare nella piazzetta. Il mio augurio veramente di Natale è quello di vedere prima possibile questi bambini nuovamente organizzarsi, giocare nelle scuole calcio e nelle attività sportive, e naturalmente anche i nostri dilettanti che possono riprendere prima possibile a giocare e finalmente poter disputare nuovamente lo sport vero e proprio come è giusto che sia così. Io ringrazio ancora Ettore per questa possibilità di aver potuto dare il mio augurio di buon Natale e buone feste a tutte le famiglie, a tutti gli sportivi, a tutti quelli che seguono questa redazione. Grazie Ettore, ancora auguri a tutti. Un augurio caloroso a tutti i telespettatori, a tutti gli amici di Penalty, al suo ideatore e conduttore Ettore Tortorici. È banale, sembra banale, lo si fa sempre, ma quest'anno forse ci può stare. L'augurio che si possa stare veramente tutti bene, perché abbiamo vissuto un anno davvero difficile, davvero particolare, in cui la salute personale dei nostri cari, di tutte le persone che conosciamo, è diventato certamente il bene primario e fondamentale. Quindi quest'anno non è banale, forse in altri anni lo poteva essere, quest'anno non è banale. L'augurio di una buona davvero salute a tutti, e in particolare
un augurio particolare, ecco, per tutti gli amici di Penalty e per tutti gli sportivi siciliani e per gli amanti del calcio e del calcio dilettantistico soprattutto, che si possa tornare alla normalità, perché se nei campionati maggiori si gioca, anche se con tante difficoltà, nei campionati dilettantistici è diventato molto difficile, non si riesce a giocare con regolarità, ormai ci siamo abituati, non c'è più il pubblico a poter assistere alle partite, e quindi il mio augurio, insieme a quello di salute per tutti noi, e anche per quanto riguarda il mondo del calcio, in particolare del calcio dilettantistico siciliano, che si possa tornare alla normalità, agli stadi pieni, alle partite regolari giocate ogni domenica, alla normalità, alla voglia di fare sport e a tutto quello che di bello c'è attorno al mondo del calcio. Auguri a tutti. Tutti amici di Penalty, di un sereno e felice Natale, di una buona fine di questo anno e naturalmente l'augurio di un favoloso anno nuovo. Un abbraccio a tutti, ciao! Buonasera a tutti i seguaci di Penalty e buonasera a tutti gli sportivi siciliani. Intervengo per fare gli auguri di buone festività a tutto il mondo del calcio siciliano, dilettantistico e professionistico, anche se sicuramente è un momento particolare, un momento che non abbiamo mai passato, è il primo Natale che passiamo da reclusi quasi, e parlare di calcio sicuramente non è semplice, però è giusto dare un augurio di un sereno Natale innanzitutto. Passeremo un Natale diverso, più intimo, raccolti ognuno con i nostri affetti più cari e augurandoci che insomma il 2021 sia un anno assolutamente diverso per tanti motivi da quest'ultimo anno, che tante difficoltà e tante tragedie ha portato in tutto il mondo, ecco. Dal punto di vista calcistico sicuramente è difficile parlare di calcio in questo momento, però devo dire che nei professionisti e in Serie D si è riuscita a fare calcio, nei professionisti con continuità. In Serie D c'è stato un blocco momentaneo di un mesetto circa, ora è ripreso il campionato. E che dire? Dire che sicuramente Catania e Palermo, più il Catania direi che il Palermo, stanno facendo bene, ecco, in Lega Pro, anche se non sono protagoniste assolute, perché ci sono veramente delle realtà, delle grandissime realtà. La Ternana, che è veramente una squadra che sta dominando il campionato, a ruota segue il Bari, però il Catania sta dicendo la sua, pur con dei mezzi societari limitati, già è stato un miracolo insomma aver salvato la categoria e la società. Sicuramente adesso Raffaele sta facendo un grandissimo lavoro insieme al direttore generale Pellegrino, quindi stanno facendo veramente un'impresa. Per quanto riguarda la Serie D, un augurio speciale ai tifosi della Cireale, che finalmente passeranno un Natale. Mi auguro che domani facciano un risultato da capolista, come veramente forse mai si era visto in Serie D negli ultimi anni, quindi speriamo che raggiunga la Cireale, credo che abbia tutti i numeri per raggiungere finalmente la Lega Pro. Ecco, merita di ritornare tra professionisti, e sicuramente è un Natale felice per i tifosi acesi. Diciamo che tra le siciliane si distinguono le due messinesi, che possono sicuramente dare del filo da torcere alla Cireale, e il Licata, che sta facendo un buon campionato, anche perché è una società solida, che è sicuramente diretta da una squadra diretta da un tecnico navigato, e potrà dire la sua in chiave playoff, se si faranno i playoff. Parlare di eccellenza in questo momento di promozione è veramente difficile, visto il blocco del campionato. Speriamo che si ricominci presto, e comunque veramente buon Natale, e che sia un 2021 diverso dal 2020. Un abbraccio a tutti. Ettore, amico mio, ti mando veramente un mare di auguri a te, un grosso in bocca al lupo per la tua trasmissione stupenda Penalty,
perché con il calcio, se fatto bene, se realizzato bene, specialmente un servizio, una trasmissione come la confezioni tu, è tutta salute perché riesci ad essere serio, ad essere sincero, a non far esacerbare gli animi e a rendere il calcio bello così come merita. E allora l'augurio che tu possa continuare e altre 1000 di queste trasmissioni, perché lo merita soprattutto il tuo pubblico. Che sia un Natale per te, per gli amici, per i tuoi telespettatori sereno. Quello che auguro è la serenità, perché se c'è la serenità vuol dire che ci sono tutte le altre cose, che c'è la salute, che si sta bene in famiglia, che un minimo di sopravvivenza economica c'è, perciò è inutile dirti quello che desiderate, no, che abbiate soprattutto tanta serenità. E bravo, continua così, perché meriti di avere l'affetto di chi ti fa gli auguri, di chi ti vuole bene. Carissimi telespettatori di Penalty, è con grandissima gioia che raccolgo l'invito rivoltomi da questa trasmissione, nella fattispecie da Ettore, perché mi dà la possibilità di utilizzare il mezzo televisivo per raggiungere tantissimi di voi con i quali non potremmo altrimenti scambiarci gli auguri. Auguri di un buon Natale, di un anno 2021 spero e sicuramente migliore di questo che andiamo a chiudere. Un anno che ha portato con sé molte crisi personali ed economiche, pieno di avversità, ma io ritengo che spesso dalle avversità possa nascere qualcosa di buono, si può prendere qualcosa di positivo. Sicuramente ci ha fatto riscoprire i valori della famiglia. Non passeremo il Natale con parenti e amici, ma lo passeremo al calduccio delle quattro mura domestiche. Mi auguro che il 2021 possa essere l'anno del ritorno alla normalità, che non sarà, io ritengo, una normalità come quella che ricordiamo, ma sarà una normalità diversa e mi auguro fatta di rapporti umani, di solidarietà e di altre cose che ci hanno fatto riscoprire un po' in questo anno un modo diverso di vivere. Pertanto vi faccio i miei migliori auguri di un sereno e Santo Natale e di un 2021 speriamo migliore. Auguri a tutti. Un augurio speciale a tutti gli amici di Penalty da parte mia e del Paterno Calcio. Vi auguro di trascorrere un sereno Natale, nella speranza che il 2021 sia decisamente meglio del 2020. Auguri, buon Natale e buon anno a tutti voi. Buon Natale, siamo futuri sposi che dormono in macchina come fosse un drive-in. Buon Natale, messi in mezzo alla strada, ci riscalda l'amore, a noi basta così. Telefono ai vicini da una cabina, gettoni non rispondono, ma come mai? Meglio controllare, con prudenza entrare, forse babbo ha derubato anche voi. Legati come salami servono i pompieri, un detective da telefilm. Il mistero si fa fitto, siamo sotto sfratto, Babbo Natale smascherato e il Grinch a rovinare il nostro cenone. Mi aspettavo parenti, tombola e cappone, ma ti sento vicina nella mia Dacia benzina, forse è meglio così. Buon Natale, siamo futuri sposi che dormono in macchina come fosse un drive-in. Buon Natale, messi in mezzo alla strada, ci riscalda l'amore, a noi basta così.
fosse un drive-in. Buon Natale, buon Natale, messi in mezzo alla strada, ci riscalda l'amore, a noi basta così. Ciao Ettore, tanti cari auguri a te, alla tua famiglia e a tutti quelli che lavorano nella vostra redazione. Auguri a tutte le società di calcio, a tutti i dirigenti, i calciatori, tutti gli addetti ai lavori, ai tifosi, agli sportivi. Tanti affettuosi auguri, sperando che sia un 2021 ricco di serenità, ma soprattutto di tanta salute e libertà. Un abbraccio a tutti, ancora auguri, buona vita, ciao, a presto. Ciao Ettore, come vedi qui c'è la stella di Natale, siamo sotto il periodo delle feste e vorrei fare gli auguri a tutto il team di Penalty nella speranza che questo Natale ci possa portare un po' di serenità e un po' di gioia. Auguri a tutti quanti dal mio cuore, Carmelo Morgia, a Penalty. Ciao Ettore, ci tenevo tanto a mandare tanti auguri di buon Natale a te, alla redazione e a tutti i nostri telespettatori. Spero che questo Natale possa portare nelle case di tutti tanta gioia, serenità, ma soprattutto tranquillità. Vi mando un forte e caloroso abbraccio. Ciao a tutti, sono Armando Pantanelli. Colgo l'occasione per augurare un felice Natale a voi tutti, le vostre famiglie, a chi volete bene e soprattutto un ottimo 2021 per tutti. Mi raccomando, sempre forza Catania però, Ciao ciao! Ciao Ettore, grazie ancora per la stima che hai nei miei confronti e darmi la possibilità di fare gli auguri a tutti voi. Come ben sappiamo, quest'anno sarà davvero un Natale diverso, però l'augurio che posso farvi è di passarlo con i vostri cari. Perciò vi auguro buon Natale e un felice anno nuovo. Ciao, grazie ancora, a presto. Cari amici di Penalty, buon Natale e felice anno nuovo. Un grande abbraccio da Ruggero Sardo e che sia veramente un anno nuovo pieno di soddisfazioni e soprattutto migliore di quello che abbiamo appena trascorso. Auguri a voi, alle vostre famiglie, ai vostri cari, che siate sempre sereni e sorridenti. E tanti auguri anche a te, caro Ettore. Buon Natale, buone feste a te e a tutti i tuoi cari. Un abbraccio fortissimo e tanti auguri da Ruggero Sardo. Ciao Ettore. Un saluto a te e a tutti i telespettatori di Penalty. Sicuramente stiamo attraversando un periodo difficile e come ben noto i nostri campionati di appartenenza sono stati sospesi. La nostra vita quotidiana è praticamente condizionata da questa pandemia, però secondo me dobbiamo continuare a essere determinati. Dobbiamo continuare a rispettare le regole, a fare sacrifici, perché solo così si può definitivamente sconfiggere questo virus. Sicuramente andremo incontro a delle feste particolari, però colgo l'occasione per augurare a tutti i miei colleghi, a tutti gli addetti ai lavori, a tutti i calciatori, a tutti i tesserati un sereno Natale e che il 2001 possa portare ad ognuno di noi, alle nostre famiglie, tutto quello che di positivo il nostro cuore desideri. Ciao a tutti, vi auguro un sereno Natale e un felice anno nuovo, con l'auspicio che tutto possa tornare al più presto alla normalità, perché veramente è stata dura un po' per tutti. Ci manca il calcio, ci manca calpestare quei campi, ci manca gioire, ci manca esultare, ci manca piangere, perché in fin dei conti il calcio è anche questo.
quindi mi auguro che tutto possa tornare al più presto per tornare a riprenderci quello che abbiamo lasciato, è il nostro lavoro, e quindi chi è che veramente vive di questo capisce cosa voglio dire. Per il resto, di nuovo, vi auguro veramente il meglio e auguri a tutti. Un grande abbraccio. Il 2020 è stato un anno difficile per tutti e purtroppo lo è ancora. E quest'anno invece per me avere avuto il Penalty Award da parte del staff guidato da Ettore Tortorici è stata una grande soddisfazione. Un premio che ha una doppia valenza, quella di aver visto riconosciuto il lavoro proprio nel 2020 e soprattutto quello di dare la speranza a chi fa il mio mestiere, ma anche a chi ci ascolta, a chi ci legge, di avere qualcosa in più in cui sperare, qualcosa in più da desiderare per il nuovo anno. E allora che vi giungano i miei auguri per un sereno Natale e soprattutto per un sereno 2021. E i miei auguri, permettetemelo di dire, a mio fratello Ettore Tortorici. Tanti auguri a tutti. Sicuramente è il momento che stiamo attraversando di quelli difficili, di quelli tosti, ma sicuramente ancora una volta la magia del Natale riuscirà ad accendere nel nostro animo la speranza che ci possa essere un periodo migliore. Con questo video voglio fare gli auguri a tutti gli sportivi, ai tifosi, a Ettore Tortorici, alla redazione di Penalty, che siano giornate piene di serenità. Amici di Penalty, buonasera, auguroni di un felice e sereno Natale a tutti voi, alle vostre famiglie, con la speranza che questo 2020 possa finire il prima possibile, ma soprattutto un 2021 ricco di serenità e pace. Auguroni da Davide Oliveri. Ciao Ettore e buonasera a tutti gli amici di Penalty. È sempre un piacere ricevere il tuo pensiero e il tuo saluto. Niente, che dire, l'augurio è quello, l'augurio è di un Natale all'insegna di una solidarietà, insomma, di una serenità che purtroppo per il periodo che stiamo passando è sempre più difficile. Un augurio particolare a tutte le persone che in questo periodo magari non stanno lavorando o che hanno perso il lavoro e che comunque hanno perso anche i propri cari con questo Covid. E poi quelli classici, insomma, le persone che non hanno un tetto dove stare, un piatto caldo con cui sfamarsi e che possano trovare magari, sai, in queste comunità, anche se ovviamente è difficile, diciamo, con queste restrizioni, magari un aiuto. Detto ciò, Ettore, ci manca, speriamo che questo periodo passi presto, perché al di là il calcio comunque è vita e quindi ci siamo fermati perché è giusto che sia così, anche per rispetto delle persone che ovviamente non hanno subito tutto ciò e che comunque siamo tutti soggetti a tutto ciò, a tutto quello che ci accade. Però spero che questo Natale, questo fine anno porti e magari dall'anno prossimo porti la fine, diciamo, o perlomeno il trascorrere piano piano di questo virus che andrà a scemare e possiamo, diciamo, e che si possa riprendere l'attività sportiva che per noi è vita, è passione, è tutto quello che ci sta mancando da febbraio, perché sì, abbiamo iniziato, ma da febbraio a questa parte. Detto ciò, Ettore, io voglio salutare tutti i miei colleghi, voglio salutare gli addetti ai lavori, voglio salutare la mia società, i miei compagni, il presidente, i direttori, il mister e tutti quanti e di tutte le società, perché poi, come ben sai, noi siamo tutti amici tranne quando si scende in campo, no scherzo. E niente, è un bacione grosso a tutti, grazie ancora per il tuo pensiero, ti auguro personalmente un buon Natale e un felice anno nuovo. Tanti auguri di buon Natale
a tutti gli sportivi siciliani, con l'augurio che il 2021 possa farci tornare tutti a fare quello che più ci piace, cioè giocare a calcio e nella massima sicurezza e niente, auguri ancora e buon anno. Buonasera a tutti e ringrazio Ettore per l'invito e colgo l'occasione per augurarvi uno splendido Natale e un felice anno nuovo, con la speranza di metterci alle spalle questo 2020 perché è stato un anno molto negativo per tutti noi, un anno pieno di amarezze e di tragedie e spero con tutto il cuore che l'inizio del nuovo anno sia un anno foriero di soddisfazioni e di buoni propositi e che si possa tornare alla nostra vita con la spensieratezza e tanta normalità da noi agognata. Vi ripropongo i miei più sinceri auguri di vero cuore, un grandissimo abbraccio a tutti voi e una buona serata. Agli amici telespettatori e alla redazione di Penalty, che da anni racconta con grande precisione e passione le vicende del calcio siciliano, con una particolare attenzione al calcio dilettantistico, io mando i miei migliori auguri, i più sinceri per un Natale gioioso e pieno di pace e di salute, nella speranza che nel 2021 tutti insieme si possa realizzare il penalty decisivo, liberarci da questa emergenza e da queste difficoltà che oggi purtroppo attanagliano la nostra vita quotidiana. Complimenti, continuate così, gran lavoro quello di Penalty e davvero e di cuore i miei migliori auguri. Ciao Ettore, ciao amici di Penalty, da Mister Luvito. Intanto Ettore ti ringrazio per il tuo invito, appunto per augurare un buon Natale a tutti voi. Inevitabilmente sarà un Natale differente, sarà un Natale particolare, sarà un Natale unico nel suo genere, sarà un Natale anche più intimo, sarà un Natale anche pieno purtroppo di difficoltà, soprattutto dal punto di vista economico per molti. Però io, essendo un positivo di natura e vedendo sempre il bicchiere mezzo pieno, sono sicuro che gli italiani riusciranno a rendere questo Natale particolare, felice e unico, e se lo ricorderanno perché andranno a riscoprire l'intimità della famiglia, l'importanza della famiglia. Con queste premesse auguro anche che il nuovo anno sia un anno di rinascita per tutti noi, un anno di rinascita dal punto di vista economico, un anno di rinascita dal punto di vista culturale, dove andiamo a riflettere soprattutto sugli errori fatti e cercare di non ricommetterli. Ma soprattutto spero che sia un anno di rinascita dal punto di vista umano, perché tutti questi problemi, tutto questo lockdown, questo tra virgolette isolamento dovrebbe farci riflettere sul fatto che è veramente importante il lato umano, l'umanità, l'aiutare gli altri. Con queste premesse, Ettore, amici di Penalty, vi auguro un grandissimo Natale pieno di sorrisi con le vostre famiglie e un felice anno. Da Mister Luvito, ciao. Cari amici di Penalty, un buone feste da parte di Giovanna Criscuolo. Un augurio particolare a Ettore e a tutti coloro che seguono le sue trasmissioni. Grazie ovviamente sempre per l'affetto che ci dimostrate, continuate a farlo. Buon Natale e buon anno. Toccate ferro, il 31 dicembre comunque toccate ferro. Se non ce l'avete a portata di mano, toccate quello del vicino. Ciao a tutti e buone feste! Ciao a tutti, io Valerio Genesio, tesserato del Mazzara Calcio. Colgo l'occasione di questo video per fare più sinceri e vivi auguri a voi, a tutte le vostre famiglie, a tutti i tifosi, agli amici di Penalty, con a capo Ettore Tortorici, che ringrazio tantissimo per tutto quello che fa per il calcio siciliano. Siamo in un momento di difficoltà e per il momento siamo fermi, quindi è un attimo un po' particolare. Speriamo di tornare subito il prima possibile in campo, però dai, stringiamo i denti, non molliamo ragazzi. Ripeto ancora una volta, vi faccio i miei più sentiti auguri di buon Natale e felice anno nuovo. Speriamo che questo 2021 sia un anno più tranquillo e che ci possa permettere di fare quello che amiamo, che è il calcio, e lavorare, di stare vicino alle nostre famiglie. Quindi ancora una volta vi mando un abbraccio e soprattutto approfitto di questo video per salutare e abbracciare calorosamente le famiglie dei pescatori che sono stati tenuti in ostaggio per adesso in Libia,
sono molto vicino alle famiglie di questi pescatori, spero che il nostro governo faccia qualcosa di importante per poterli fare tornare a casa quantomeno prima di Natale. Ciao a tutti, un abbraccio, saluto tantissimo Ettore Tortorici. Augurare buone feste non è facile, si sta concludendo un anno difficilissimo per l'umanità intera a seguito della pandemia da Covid-19, un'emergenza sanitaria che ha paralizzato il mondo, ha stravolto le nostre vite, ha bloccato a lungo anche il mondo dello sport, dalla Serie A alla terza categoria per quanto riguarda il calcio e per tutti gli altri sport fortissime limitazioni. Un augurio sincero, forte, sentito per un 2021 che sia un poco più sereno, appunto ci auguriamo, soprattutto per chi vive lo sport con grande passione, con grande genuinità, con i campioni dilettanti, li definisco così, che trascorrono ore in palestra, in piscina, in un campo di allenamento e poi hanno la gioia e la soddisfazione più grande quando scendono in campo per una partita, per un confronto che spesso racchiude soltanto la gioia di esserci, di praticare sport senza chissà quali grandi soddisfazioni economiche, ma con la gioia appunto di sentirsi protagonisti del mondo dello sport vissuto e praticato nel modo più sincero, genuino e immediato possibile. Quindi non pensiamo soltanto ai campioni del calcio, del tennis, dell'automobilismo, degli altri sport più importanti e millenari, pensiamo, e rivolgo appunto un augurio sincero a chi pratica lo sport per la gioia di essere in campo. Buon 2021! Penalty ogni anno mi onora di questo invito per poter partecipare a tutti gli allenatori, a tutti coloro che si occupano di calcio, gli auguri per un buon Natale e un felice anno nuovo, anche se quest'anno chiaramente questi auguri sono un po' sottotono perché la situazione che stiamo vivendo a livello nazionale insomma ci fa sorridere poco, siamo un po' intristiti per la situazione che si è venuta a creare e per quello che stiamo vivendo, però voglio dire tutti gli addetti ai lavori hanno risposto con grande senso di responsabilità, rispettando tutte le norme governative e quindi voglio dire, io speriamo che al più presto insomma la situazione possa ritornare come prima e che quindi possiamo ritornare a fare quello che amiamo fare, noi allenatori ad allenare, i giocatori a correre in mezzo al campo, i tifosi ad esultare per una vittoria. Quindi questo è quello che ci auguriamo che accada al più presto, però chiaramente da qui a quando la forza della pandemia non diminuirà, saremo costretti a vivere in questa situazione, quindi dobbiamo mantenere i nervi saldi e stare tranquilli in attesa che si risolva tutto e possiamo tornare protagonisti. Io colgo questa occasione, oltre che per fare gli auguri che insomma fra poco concluderò questo intervento, colgo questa occasione per ricordare a tutti gli allenatori che avranno sicuramente ricevuto una mail che siamo in un periodo in cui c'è il rinnovo delle cariche sociali sia a livello periferico che a livello nazionale, quindi siamo impegnati nelle nuove elezioni di presidenti, di consigli direttivi. Allora chi deve votare, perché l'election day sarà il 4 di gennaio, per votare per i presidenti provinciali, per il direttivo provinciale, per i delegati regionali, per i delegati nazionali, bisognerà registrarsi bisognerà registrarsi per avere
il diritto al voto. E questo è, insomma, è un grandissimo risultato delle regole democratiche, che va assolutamente perseguito. Quindi io chiedo a tutti di registrarsi e di poi scaricare dal sito il certificato elettorale e poi partecipare alle elezioni, ripeto, compatibilmente con le restrizioni che sono previste per le feste natalizie e anche per il dopo. Ma il 4 di gennaio dovremmo essere un po' più, ci dovrebbe essere la presa un po' più lenta, quindi potremmo recarci al seggio elettorale che sarà a Catania, presso il magazzino Olga Shop sul lungomare, accanto all'istituto nautico nei pressi di Ognina, e quindi col certificato elettorale potremo spostarci da comune a comune per andare al seggio elettorale e quindi votare. E quindi questa era un'informazione che dovevo dare e ho dato. Ritornando alla nostra attività, quello che amiamo di più fare, cioè fare calcio, io ripeto, mi auguro che al più presto tutto questo si possa risolvere. Nel frattempo bisognerà dedicare questo periodo, secondo me, alla formazione, all'informazione, a saperne di più e ad approfondire certi argomenti che ci verranno utili quando saremo pronti per ritornare a fare quello che amiamo fare. Intanto auguro a voi, alle vostre famiglie, agli affetti a voi più cari, gli auguri di buon Natale e di un felice anno nuovo. A presto. Ciao a tutti i telespettatori di Penalty. Volevo fare i miei più sinceri auguri di un Natale ricco di luce e di un 2021 pieno di salute, prosperità e felicità. Un abbraccio, un saluto a tutti dal vostro Fabio Costanzo, alias Pasquale Cirinciò. Un abbraccio a tutti. Ciao! Salve! Volevo augurare a tutti voi e alle vostre famiglie un Natale il più sereno possibile, in un momento in cui sicuramente questo Natale sarà ricordato per la sua grande particolarità. Ci sta mettendo tutti quanti a dura prova e ogni giorno ne soffriamo un po' le conseguenze di questo periodo veramente incredibile. Però è pur sempre il Natale e quindi auguro a tutti voi e alle vostre famiglie di passarlo nella maniera più serena. Noi, in quanto sportive, in quanto Palermo femminile, continueremo a lavorare per cercare di farci trovare pronte alla ripresa del campionato, all'inizio dell'anno nuovo, per cercare di far volare sempre più in alto i nostri colori. Raccolgo con piacere l'invito per estendere i miei auguri di buon Natale e di un sereno anno nuovo a tutti gli sportivi siciliani e in particolar modo agli amanti del calcio dilettantistico. Noi tutti ci auguriamo che a gennaio si possa riprendere con le nostre attività, con i giusti protocolli e le giuste protezioni, affinché le nostre domeniche e le nostre settimane possono essere riempite dal nostro amato sport, ma soprattutto nel rispetto della salute di tutti. Il calcio ci manca, però ovviamente la priorità è la salute e il bene comune, però non vediamo l'ora di ritornare in campo. Ciao Ettore, un saluto a tutti gli amici di Penalty. Io ti ringrazio per l'opportunità che mi dai di rivolgere il mio personale augurio a tutti gli amici del calcio siciliano e del calcio dilettantistico in particolare. In questi giorni di festa, una festa anomala, una festa che ci chiede sacrifici, gli ennesimi, e quindi il mio augurio non può essere che rivolto nei confronti del prossimo futuro, del 2021 che verrà, perché stando uniti, riuscendo a compiere gli ultimi sacrifici che ci vengono chiesti, la speranza è quella di poter ritornare ben presto ad abbracciarci sugli spalti, ad abbracciarci
per un gol e esultare insieme, perché davvero ne abbiamo bisogno. Dunque, grazie ancora, auguri a tutti per delle buone feste e soprattutto per un 2021 che possa portarci di nuovo la spensieratezza e la voglia di ritornare ben presto in campo. Ciao a tutti! Caro Ettore, cari amici sportivi di Penalty, speriamo che il 2021 possa rappresentare una rinascita e una ripartenza in tutti i settori, compreso quello sportivo. Auguro a tutti buone feste, buon Natale, ciao da Alfio Barbagallo. Ciao Ettore, un saluto a tutti i telespettatori di Penalty e ovviamente grazie come sempre per l'invito e lo spazio che ci concedi, quindi ne approfitto, visto che siamo in prossimità delle feste, ad augurare sia a te ma a tutti gli sportivi, in particolar modo agli appassionati di calcio dilettantistico, i più sinceri auguri di un sereno Natale, con la speranza che questo finale di anno possa essere magari un tantino migliore rispetto a tutto il resto del 2020 e sperando anche che il nuovo anno possa portare qualcosa di positivo. Quindi grazie ancora Ettore, ti restituisco la linea e ci vediamo se possibile nel 2021. Ciao, a presto! Ciao a tutti, io sono Dinastia e faccio gli auguri di Natale a tutti gli sportivi di Penalty, soprattutto ad Ettore. Io non vi auguro nulla di speciale, soltanto di ritornare presto alla normalità, alla nostra quotidiana, noiosissima normalità. Speriamo bene. Immagina Gesù bambino, se fosse nato ai giorni nostri, sul territorio musulmano, tra bombe, kamikaze e morti. Come vedrebbe questo mondo che pare stia cadendo a pezzi? Penso che si chiederebbe il senso del suo dover sacrificarsi. Immagina Gesù bambino su un barcone a Lampedusa, additato come un clandestino che entra in casa della gente e ruba. Cosa direbbe sulla chiesa o sugli sparsi che fa il Vaticano? Come prenderebbe la notizia che anche Salvini è un cristiano? Immagina Gesù bambino che scopre cosa un social network, osserva le bandiere sul profilo, messe in lutto un segno di rispetto. Cosa direbbe dell'ipocrisia che disarma le menti più astute, o di chi ancora nel 2000 e passa sogna il ritorno di quel duce? Buon Natale, buon Natale a me. Anche se il mondo va al contrario, restare umani è necessario. Buon Natale, buon Natale a te, buon Natale a me. Anche se a volte fuori piove, un sorriso farà uscire il sole. Immagina Gesù bambino, se fosse nato ai nostri tempi, con al posto dei re Maggi Alfano, Berlusconi e pure Renzi, con la D'Urso che fa la diretta dalla grotta, sai che grande show, con domande assurde alla Madonna, tipo cosa pensa dei Marò. Immagina Gesù bambino che scopre cosa un terrorista e che l'informazione fa casino perché fa comodo a qualche affarista che ha le mani in pasta in qualche pozzo e per distrarti mette in scena l'ISIS. Immagina Gesù bambino cosa direbbe sul caso Parigi. Buon Natale, buon Natale a te, buon Natale a me. Anche se il mondo va al contrario, restare umani è necessario. Buon Natale, buon Natale a te, buon Natale a me. Anche se a volte fuori piove, un sorriso farà uscire il sole. Buon Natale, buon Natale a te, buon Natale a me. Anche se il mondo va al contrario, restare umani è necessario. Buon Natale, buon Natale a te, buon Natale a me. Anche se a volte fuori piove, un sorriso farà uscire il sole. Quello che si chiude con questo Natale è un anno particolarmente duro, difficile, delicato. Io vorrei rivolgere dal profondo del mio cuore un augurio ai miei concittadini catanesi, ai siciliani, a tutto il paese, a tutti gli italiani. L'anno che si va ad aprire deve essere un anno migliore. Dobbiamo ricostruire delle cose importanti. E intanto un pensiero caro, affettuoso, a quelli che in quest'anno hanno sofferto molto, perché hanno perduto delle persone care, perché hanno sofferto la malattia.
un augurio particolarmente intenso a chi è in difficoltà, anche economiche, a seguito del coronavirus, a coloro i quali non hanno potuto esercitare la loro attività. Un augurio affettuoso ai tanti nostri concittadini, in particolare, consentitemi di dirlo, a quelli che vivono le nostre città, vivono la nostra Catania, ma concittadini non sono, anche se parlano perfettamente il dialetto catanese come gli altri. Un augurio affettuoso a coloro i quali stanno lavorando per tutti quanti noi, e siamo grati al personale sanitario, alle forze di polizia, ai volontari, a tutti coloro i quali hanno cercato di rendere, meno difficile quest'anno tormentato. È un anno di speranza che si deve aprire con noi, perché il coronavirus ci ha fatto molto soffrire, ma ci ha insegnato anche delle cose importanti, delle cose che non dimenticheremo. Io penso che Catania abbia diritto nel 2021 di tornare a sperare, ad avere fiducia in un futuro migliore. Io ho lasciato molte cose pronte per questa città che basta raccogliere, ed esprimo l'augurio profondo che una parte almeno di queste lo si faccia rapidamente, a partire dalle periferie della città, dove la condizione di sofferenza è davvero molto grave. Allora il mio augurio ai catanesi lo voglio dire con le stesse parole con cui ho aperto l'Assemblea Nazionale dell'ANCI, di tutti i comuni italiani, davanti al Capo dello Stato, quando, citando uno scrittore francese, ho detto: l'ora più buia è quella appena prima dell'alba. Auguri dal profondo del mio cuore di un anno speciale ai miei concittadini. Ciao a tutti da Antonello Costa. Volevo fare un saluto agli amici di Penalty, a Ettore Tortorici, un caro saluto, buon Natale, buon anno a tutti. Io non lo so voi, io sono un po' triste e un po' contento, un po' allegro. Triste perché il Natale non sarà bellissimo, tipo quando tu vuoi pensare a Belen ma ti viene sempre in mente Matteo Renzi, quindi sarà un Natale molto molto moscio. Invece poi sono contento perché ho saputo che il prossimo anno sarà un anno positivo, perché mi hanno detto che hanno fatto il tampone e sarà un anno proprio positivo. Vabbè, si fa per ridere, auguri a tutti e speriamo di vederci presto dal vivo e tornare a ridere. Ciao a tutti. Buonasera Ettore, buonasera a tutti. Inizio per farti gli auguri di buon Natale e di buon anno a te e alla tua famiglia, a tutti in generale e soprattutto al nostro mondo calcistico e dilettantistico e alle varie famiglie. Sperando che tutto questo finisca al più presto e si ritorni a una vita normale, a ritornare a lavorare, a poter condividere, soprattutto noi del mondo del calcio, le gioie, i dolori, i dispiaceri, festeggiare con la gente che vuole venire allo stadio e tante cose. Dobbiamo stringere ancora, purtroppo, ahimè, i denti, perché ancora questo virus sta circolando, con la speranza che chi deve decidere trovi comunque delle soluzioni per dare, per riprendere quantomeno quello che è il nostro lavoro, come si è fatto nei professionisti e nei dilettanti. A me qui non voglio fare polemica, ma secondo me con un po' di, visto che comunque questo virus persiste da mesi, secondo me si potevano trovare delle soluzioni, coinvolgendo le società e facendo un piano di sicurezza per quanto riguarda i dilettanti. Quindi, però, ahimè, adesso la situazione è questa. Ripeto, speriamo che il 2021 piano piano ci riporti a quello che era la nostra quotidianità, la nostra vita normale, e riprendere tutto quello che abbiamo lasciato e abbiamo perso in questi 6-7 mesi. Vi auguro un buon Natale, un buon anno, e faccio un grosso in bocca al lupo a tutti quelli che stanno lavorando nel campionato nazionale dilettanti. Ci sono molte squadre siciliane. Un abbraccio a tutti. Un augurio sicuramente di un sereno Natale e di un bellissimo 2021, sicuramente migliore di quello che stiamo per lasciare, va alla redazione di Penalty, a chi segue questa trasmissione,
a tutti i tifosi, a chi pratica lo sport in generale. Quindi l'augurio di un anno diverso, di vivere lo sport dal vivo, di poterlo vivere dagli spalti di uno stadio, di un palazzetto dello sport. Questo è il mio augurio. L'augurio va anche a quelle persone che in questo momento soffrono per il Covid, e quindi l'augurio è quello di uscire il prima possibile da questa situazione. Alle famiglie che soffrono per quello che avviene ai loro cari, ma soprattutto va anche a quelli che vengono definiti invisibili, cioè che i senza tetto, che vivono per strada, che quest'anno purtroppo a causa del Covid non avranno neanche il pranzo di Natale, uno dei pochissimi momenti dove hanno un affetto e vivono l'affetto di una famiglia, quindi quest'anno non ci sarà. Allora io vi invito tutti ad andare nei supermercati dove c'è il carrello in sospeso, di prendere qualcosa, lasciarlo in quei carrelli che servirà a loro, almeno per dare una mano per questo Natale, per farli sentire vicini, che ci siamo, che siamo vicini a loro. Quindi l'augurio va anche a quella società, a quella banda di pazzi, se posso dire, della Sigi, che si era messa in testa e ci è riuscita con grandi sacrifici a salvare il Catania, a iscriverlo, a salvare anche la matricola, e oggi ci apprestiamo a passare la mano, spero prima possibile, a un nuovo gruppo che vuole rilanciare Catania e Torre del Grifo. E quindi l'augurio mio è che sia un anno diverso. Abbiamo passato un anno bisestile, pesante. Io mi auguro che il 2021 sia sicuramente, lo sarà, perché non si può andare ancora peggio, sarà un anno di ottimismo, di abbracci, e che sia buono e positivo per tutti. Ciao Ettore, ciao agli amici di Penalty. Io seguo tanto il calcio dilettante in Sicilia e seguo attraverso i social, ovviamente da Milano, la tua trasmissione, quindi complimenti per il lavoro che fai tu, perché l'ho fatto anch'io sia come calciatore che soprattutto come giornalista tanti anni fa. Io mi trovo a Genova e da qui ti faccio questo freddo cane tanti auguri di buon Natale a te, a tutto il panorama calcistico dei dilettanti che c'è in Sicilia, che dei dilettanti è semplicemente un modo di dire, perché io l'ho vissuto e ti posso assicurare che rispetto qui al nord Italia i dilettanti della Sicilia hanno tutto un altro piglio, tutto un altro cuore, tutta un'altra intensità. Non ti dico che lì giù lo si fa per lavoro, ma c'è la stessa identica passione di chi invece percepisce tante migliaia di euro, perché lo si vive bene, lo si vive sui social, lo si vive sui giornali, lo si vive sui siti, lo si vive adesso anche in TV grazie alla tua splendida rubrica. Quindi davvero tanti auguri di buon Natale Ettore, a te, agli amici di Penalty e ovviamente alla tua redazione. Buonasera a tutti, agli amici di Penalty e in Gold 7. Sono Stefano Barresi, sono il presidente dell'IGM 246 di Barcellona Pozzo di Corpo. E voglio fare gli auguri natalizi a tutti, sperando al più presto che finisca questa pandemia e che possiamo ritornarci ad abbracciarci, a baciarci e tenerci stretti. È la cosa più importante. Purtroppo è stato un anno difficile, piangiamo oltre 60.000 morti e questo ci lascia molto amaro in bocca, però cerchiamo di andare avanti, speriamo anche con lo sport di iniziare al più presto e di poter esultare per un gol o imprecare per qualche gol preso, va bene anche lo stesso. Auguri a tutti, sia di buon Natale e sia di buon anno. Un bacio e un abbraccio a tutti. Grazie agli amici di Penalty. Ettore, buonasera a te e a tutti i telespettatori. Colgo veramente con grande piacere il tuo invito in occasione di queste festività natalizie. Che dire, posso testimoniare in prima persona la fine di un periodo veramente difficile, turbolento per me e per tutto il Santa Croce Calcio. Come saprai abbiamo contratto circa 15 atleti il virus verso la fine di ottobre e abbiamo toccato con mano quella che è stata la problematica, diciamo, del momento.
c'è stata molta apprensione, oltre che per le nostre condizioni, per quelle dei nostri familiari, con i quali siamo entrati in stretto contatto successivamente ad aver saputo di aver contratto il virus, per cui vi lascio immaginare come siano stati dei mesi particolarmente difficili. Fortunatamente ora siamo in fase di ripresa, ne siamo usciti fuori, non sono successe cose particolarmente allarmanti alla fine, però sicuramente siamo tutti molto provati da questo periodo molto stressante, per cui la riflessione che mi viene da rivolgervi è proprio questa, che l'auspicio fondamentale sia quello che la federazione, i comitati regionali possano adeguare dei protocolli sanitari all'altezza di questa situazione, cosa che peraltro credo stia avvenendo in Serie D. La quotidiana osservazione degli atleti, l'applicazione dei tamponi, la sanificazione degli ambienti, ecco, tutte queste e anche altre misure devono essere apportate nel calcio regionale, nell'eccellenza, ma dall'eccellenza in giù, mi permetto di dire. Solo in presenza di questi protocolli sanitari adeguati potremmo finalmente parlare di una ripresa, che è la cosa che tutti auspichiamo. Anche noi a Santa Croce non vediamo l'ora di riprendere questo campionato, ma ripeto, la cosa fondamentale è sicuramente la salute di tutti. La salute viene al primo posto, nel momento in cui riusciremo a preservare la salute di tutti potremo parlare nuovamente di sport e di calcio con la stessa passione con cui l'abbiamo sempre fatto e con cui soprattutto voi l'avete sempre fatto. Infatti volevo cogliere l'occasione per ringraziarti per l'attenzione che dai e che date al calcio dilettantistico, al calcio regionale. Senza il vostro lavoro sicuramente l'esporre anche queste problematiche in un periodo così difficile non sarebbe possibile, per cui ti ringrazio e vi porgo i miei più sinceri auguri di buon Natale, che possiate trascorrerlo serenamente con i vostri familiari, e una buona salute a tutti. Arrivederci e grazie ancora. Caro Ettore e cari amici che seguite Penalty, un grande saluto e un grande abbraccio da parte mia. Io sono molto contenta di rivolgermi a voi, ma di rivolgermi anche a te, Ettore, che sei un collega bravissimo, completo e sempre appassionato. E sicuramente appassionati saranno anche tutti i tuoi spettatori, perché insomma il calcio e la passione vanno sempre a braccetto. Per cui un buon Natale a tutti, che sia un Natale in salute. Mettiamoci i mezzi, la buona volontà, la forza, perché sia un Natale in salute per noi, ma anche per tutte le persone che ci sono vicine. Il modo per non far sentire soli i parenti più lontani o quelli più anziani forse lo possiamo trovare anche con altri meccanismi, anche vedendoci il giorno prima, anche cercando di mandare un messaggio come questo, facendo arrivare un dono, insomma troviamo il sistema per metterli al riparo dai problemi. Questo è un tempo difficile e soltanto con questi atteggiamenti positivi ce la possiamo fare. Non voglio fare ramanzini a nessuno, manfrine a nessuno, voglio soltanto dirvi che sia un buon Natale e buon lavoro a te. Adesso vado a lavorare anch'io perché gioco forza, insomma mi tocca anche a me andare in onda come te. Un bacio e un abbraccio affettuoso sempre. Jingle bells, jingle bells, jingle bell rock. Jingle bells chime in jingle bell time. Snowing and blowing a bushel of fun. Buonasera telespettatori di Penalty, buonasera Ettore, grande amico, grande professionista. Buon Natale, ecco, buon Natale, spero che sia un buon Natale per tutti e in questo momento io vorrei fare una piccola riflessione. Gli auguri, non lo so, sì, faccio gli auguri affinché tutto finisca, affinché passi questo momento, auguri affinché questo 2020 vada via perché ha portato, diciamo, molte cose negative. Però è Natale e quindi gli auguri sono d'obbligo, però io vorrei fare gli auguri soprattutto ai nonni, a quei nonni che non ci sono più.
ricordare quei nonni che in quest'anno feroce sono andati via, a tutte quelle vittime che sono andate via, purtroppo. Io sono qui seduto nel mio divano e ci sono i miei nonni, eccoli qua, adesso poi ve li faccio vedere meglio. Sono nonni che non ci sono più da tanto tempo, ma di cui ho un ricordo meraviglioso, di cui uno di loro, uno dei due nonni, ha difeso la patria nella guerra del 15-18, la guerra del 40, ha difeso il nord, il centro e il sud. L'altro nonno ha combattuto in Sicilia. Quindi questi nonni che ci hanno dato la patria, l'unione. Ed è per questo che io, quando oggi sento certe dichiarazioni, nord, sud, centro, più vaccino al nord, meno vaccino al sud, il nord così e il sud così, no. Siamo un'unica nazione, siamo una patria, io amo il nord e vorrei che qualcuno del nord amasse un po' di più il sud. La storia lo insegna, la storia del sud è una storia importante, ma questo è un altro argomento che cui non voglio approfondire, non è il momento. Ecco, vorrei fare gli auguri quindi a tutti noi. Poi vorrei fare gli auguri a tutti gli artisti, colleghi che da un po' di tempo, da tanto tempo sono fermi, da tanto tempo sono costretti a rimanere a casa. Alcuni lavorano, è bello che alcuni lavorano, però vorrei dire che i grandi VIP danno testimonianza, ma dovrebbero fare un pochettino di più, perché ci sono tanti piccoli, tra virgolette, artisti che sono a casa e quindi vorrei che ci fosse un po' più di attenzione. Vorrei dire auguri anche ai calciatori dilettanti, di cui Ettore con le sue trasmissioni è un grande, segue il calcio dilettantistico in maniera straordinaria, sono fermi anche loro. Allora diciamo che ci sono delle situazioni in cui purtroppo ci sono due situazioni. Dove c'è più denaro si affrontano meglio le situazioni, dove c'è meno denaro si è costretti a stare a casa. Quindi ecco, questo mio Natale lo vorrei dedicare a tutte queste persone. Lo capisco, stare a casa non è facile, le costrizioni non ci piacciono, però dobbiamo stare attenti. Ecco. Lo shopping, ok, va bene, facciamolo, ma con attenzione. Incontriamoci, ma con attenzione. Seguiamo le regole, perché le regole non sono delle imposizioni, sono delle indicazioni che comunque noi, vivendo in una democrazia fortunatamente, dobbiamo rispettare e dobbiamo seguire, perché è per il nostro bene e per la nostra vita. Quindi auguri a tutti voi, buon Natale. Buon Natale anche a quelle famiglie costrette a vivere in 50 metri quadrati. Vorrei fare anche un buon Natale e un augurio che tutto questo finisca agli emigranti, a coloro che per disperazione, per fame, per tragedia, per guerre hanno attraversato il mare e sono in fondo al mare. Non sono riusciti a seguire, ad arrivare a raggiungere il loro sogno, i loro obiettivi. Lo capisco. In mezzo a loro ci sono anime belle e anime più tormentate, persone più tormentate. Ma chi è senza peccato scagli la prima pietra, quindi attenzioniamo tutto questo. Speriamo che possiamo fare un augurio anche a loro, a chi ci è riuscito e chi in questo momento è in fondo al mare. Non vorrei emozionarmi, ma mi emoziona tutto questo. Vorrei fare gli auguri per Capodanno, ma gli auguri per Capodanno ve li faccio così. Ecco. Manca la trombetta, manca il cia, però stiamo a casa con quelle persone, quelle poche persone con cui riusciamo a stare. Io ho
2 persone anziane a casa che sono i miei genitori, che con mia sorella teniamo come delle bomboniere, come dei principi, la regina, il re, seduti in divano, cerchiamo di curarli al meglio, quindi stiamo con loro, riusciamo a gustare i piccoli momenti del Natale in famiglia. La Befana, che arriverà con la scopa, ci porterà forse questo vaccino? Io mi vaccinerò, sì. Vediamo, dobbiamo farlo, è necessario, è giusto per sconfiggere questo maledetto disastro, male che ci ha colpiti. Ma siamo fiduciosi, dobbiamo essere contenti, dobbiamo sorridere e aiutare chi ha bisogno di noi. Auguri caro Ettore, auguri a tutti i tuoi telespettatori e ad Maiora e incrociamo le dita. Tutto andrà bene, questa è la frase che abbiamo sempre detto, ma io sono sicuro che andrà bene. Bene, tolgo il cappello, rimetto gli occhiali e vi auguro buon Natale, buon Capodanno, buona Befana e buon 2021, ok? Teniamoci forte. Ciao a tutti e buon Natale. Caro Ettore, cari amici di Penalty, sportivi e non, auguri di buon Natale, buon anno a voi e alle vostre famiglie. Parole che spesso noi utilizziamo in maniera meccanica, ripetitive, le diamo per scontate. Oggi assumono un valore veramente importante, molto profondo, quasi spirituale. Auguri a tutti voi, che sia un Natale da trascorrere in famiglia, sereno, un anno pieno di gioie e di soddisfazioni per tutti, nella speranza che possa essere pieno di salute soprattutto e magari chissà di poterci incontrare quanto prima in un campo di calcio e tornare ad abbracciarci come facevamo prima. Un augurio a tutti, un bacione dal vostro Fabrizio Belluso. Ciao Ettore, ciao Gold TV, ciao Penalty. Io ho cercato l'albero giusto perché e non pensate per il fatto di fare la pipì, il territorio, tutte queste cose. È proprio perché devi cercare il simbolo giusto visto il periodo. Abbiamo passato un anno che non abbiamo fatto, perché il fare non c'è stato. È un anno in cui abbiamo azzerato tutto quello che avevamo dentro e che non è stato fatto e quindi ci è rimasto dentro, sia nell'ambito sportivo che nell'ambito umano, perché è fondamentale tenere in considerazione queste cose. Abbiamo perso, sconfitto, siamo stati anche un po' bloccati, oggi viviamo mascherati, abbiamo perso delle persone e non ci basta per rinunciare. Quindi diciamo la contrapposizione del Natale nasce anche dal fatto che non dovevamo pensare al Natale o al pensiero positivo. Per quanto mi riguarda, il Natale è un luogo comune di unione, è un luogo in cui si racconta, si vive, si ricorda. E io credo a Babbo Natale, da sempre ho creduto a Babbo Natale, credo agli occhi di chi sorride e il Natale non può nascondere un sorriso, non lo si può fare. E ci siamo abituati a sorridere anche dietro le maschere, caro Ettore, ma lo facciamo perché al cuore non si comanda alle emozioni. Cosa succederà nel 2021? Io ho soltanto 2 passaggi. Caro amico ti scrivo, è la prima. L'isola che non c'è di Peter Pan è spuntata ed è quella che ancora non ho vissuto. Automaticamente vi dico che il 2021 mi dovrà far recuperare il 2020, perché io non ho fatto niente di quello che avevo come essere umano.
e quindi ho conservato un anno. Siamo un anno avanti, ma ho un anno da fare e mi auguro che per tutti sia così, non nel bene e nel male, che sia così. Quindi il mio passaggio è questo: rivivremo lo sport, rivivremo quello che non abbiamo vissuto. Ciao dal Monti, buon 2021. Buonasera a tutti, ciao Ettore, grazie per l'ennesimo invito, per me è sempre un piacere risponderti. Che dire, ci avviciniamo alle festività natalizie, festività un po' insolite per tutti per via della situazione che stiamo vivendo, e festività che andranno affrontate con ulteriori sacrifici che già stiamo appunto facendo in questi mesi, però con la speranza di poter tornare appunto con l'anno nuovo alla vita di sempre, quella vita che per noi sportivi appunto è un po' cambiata perché mancano quelle 4 linee, e la speranza appunto è di poter calcare nuovamente quei campi di calcio con questo nuovo anno che verrà. Colgo l'occasione per fare tanti auguri di buon Natale e di buone feste a tutti quanti. Ciao a tutti, ciao Ettore, grazie per l'opportunità che ci stai dando in questo momento di difficoltà che stiamo attraversando sia calcisticamente che anche a livello umano. È un periodo molto difficile, un periodo che spero e auguro a tutti possa passare il prima possibile. In tal caso colgo l'occasione per augurare a tutti indistintamente un sereno Natale veramente di cuore, e soprattutto ai tifosi, alla gente di Paternò, e augurando che l'inizio del nuovo anno sia un anno migliore, visto che quello che sta appena finendo è stato un anno che ci ha cambiato un po' la vita a tutti. Quindi speriamo che tutto questo possa passare il prima possibile e possa iniziare un anno diverso, un anno di normalità come eravamo abituati. Quindi colgo l'occasione per augurarvi a tutti il Natale e un sereno anno. Caro Ettore, cari amici di Penalty, un anno strano, un anno di quelli che insomma ci ricorderemo come un anno complicato, un anno di Covid, un anno di tante difficoltà per tutti quanti, anche specialmente per il mondo sportivo. Un anno che credo ci deve però dare la forza, non soltanto la resilienza, andare avanti, ma la forza di cambiare, di trovare un sistema nuovo, di trovare il modo di andare avanti nel modo migliore. Quindi davvero con il cuore che do un grande augurio di buon Natale, ma specialmente di un anno nuovo che sia diverso, che sia di cambiamento, che sia un anno in cui ciascuno di noi, ma proprio anche il nostro mondo sportivo, possa fare il proprio massimo. Quindi auguri alla Sicilia Sportiva e auguri a tutti. Buonasera dottore Tortorici, è sempre un piacere. Come vede io quando sono da lei interpellato rispondo sempre presente, anche perché con lei ho dei ricordi calcistici bellissimi, come il 2015 e il 2018, quando ho avuto il piacere e l'onore di essere premiato da lei come miglior presidente regionale, perciò ho sempre dei ricordi indelebili nel mio cuore, calcistico specialmente. Niente, oggi colgo l'occasione per formulare i miei più grandi auguri di un sereno Natale a tutti i ragazzi, a tutti i calciatori, a tutti i presidenti e dirigenti che ho avuto l'onore di conoscere in questi miei 13 anni di presidenza. Speriamo che soprattutto il 2021 spazzi via questa maledetta pandemia e che ci ridia il piacere e il gusto di giocare a calcio, perché noi tutti mancano gli allenamenti, manca il campo sportivo, mancano le nostre battaglie della domenica, perché in fondo siamo degli animali di campo di calcio, lo siamo sempre stati, e l'augurio è che ritorneremo a farlo più forte di prima, con le dovute giustamente attenzioni che dovremmo avere, perché sicuramente ci sarà un protocollo quando ripartirà, non si sa quando, ma che dovremmo immancabilmente rispettare, però daremo tutto come abbiamo sempre dato. La ringrazio per avermi dato l'occasione di spendere queste 2 parole e le auguro di cuore un sereno Natale a lei e a tutta la sua famiglia.
Buongiorno a tutti, in nome di tutti il Ragusa Calcio e tutta la squadra Ragusa Calcio voglio augurarvi un sempre felice Natale, che sia un Natale normale anche nel mezzo di questa pandemia con tutte queste condizioni, e spero che vi potete ritrovare la felicità e un po' di gioia insieme ai vostri cari e ai vostri familiari. E il nostro augurio più grande è che ci possiamo rivedere al più presto possibile a fare quello che amiamo, che è questa passione che abbiamo in comune, che è il calcio. Ciao a tutti, un felice Natale. Ciao a tutti, sono Antonio Monforte, buon Natale a tutti, a tutta la redazione di Penalty, a Ettore Tortorici. Speriamo che questo periodo così difficile passi presto, e questo è l'augurio più importante per tutti. Ciao, buon Natale ancora. È Natale, è la festa do signori, è Natale, lo sento in cielo fuori. È Natale, è la festa do signori, è Natale, lo sento in cielo fuori. È nasciuto un bambinetto, e Maria quando è freddo, è un figlio di Maria, e suo padre San Giuseppe. È nasciuto un bambinetto, è nasciuto a stanotte, e quindi nasto burro a avvisare i cosi storti. È Natale, è la festa do signori, è Natale, lo sento in cielo fuori. È Natale, è la festa do signori, è Natale, lo sento in cielo fuori. È nasciuto un bambinetto, e Talia quanto è bello, e ci portano i reali, le mangi e i pasturi, sopra strada Giacometa, Patrici, Monachiri, la viola, l'uto cori, e canusci lo signori. È Natale, è la festa do signori, è Natale, lo sento in cielo fuori. È Natale, è la festa do signori, è Natale, lo sento in cielo fuori. Buon Natale agli amici di Penalty, agli amici di Penalty, il programma sportivo carinissimo con il mio amico Ettore Tortorici. Un abbraccio grande a tutti voi, buon Natale, un felice anno nuovo, soprattutto non felice e felicissimo. Speriamo che questo 2020 si toglie dai auguri. Ciao amici di Penalty, volevo fare innanzitutto un grande augurio di buon Natale a tutta la redazione e a tutti gli spettatori che ci stanno guardando. Ho deciso di fare questo video in tenuta allenamento per far capire la gravità della situazione. Spero che molto presto tutto questo finisca, non vedo l'ora di tornare in campo, e ancora auguri di buon Natale e che l'anno nuovo possa portare tanta serenità e pace nelle famiglie, che manca da un po'. Un bacio, grazie. Ciao Ettore, ci tengo a fare gli auguri di buon Natale a te, alla redazione di Penalty e a tutto il mondo calcio, con l'augurio di trovare sotto l'albero la fine di questa pandemia per poter tornare a calcare i nostri amati cambi, e soprattutto tanta serenità e salute. E ci tengo ad augurare un sereno Natale ai miei compagni di squadra del Ragusa, a tutto lo staff societario, a tutto lo staff dirigenziale. Buon Natale a tutti e grazie. I migliori auguri per queste festività, che quest'anno sono un po' diverse per colpa di questa pandemia che sta togliendo entusiasmo e voglia di fare. Mando a tutti gli sportivi siciliani
agli amanti del calcio un abbraccio e alla trasmissione dell'amico Tortorici Penalty veramente le migliori fortune per questo nuovo anno che speriamo porti bene in tutto e per tutto. Il 2020 sta volgendo a termine. È stato un anno particolare e molto difficile per tutti, dove ognuno di noi ha rivalutato le proprie priorità, capendo che ciò che conta davvero è la famiglia e lo stare bene insieme. È stato un anno dove abbiamo perso sorrisi, baci, abbracci, però adesso è ora di pensare positivo e quindi auguro a tutti voi un Natale e un 2021 pieno delle cose più belle che la vita ci possa donare. A tutti quanti voi e agli amici di Penalty, un abbraccio. Auguri, buon Natale e un felice anno nuovo a tutti. E soprattutto oggi il mio pensiero va a quelle persone che stanno soffrendo e che stanno passando un periodo buio, con la speranza che il 2021 ci porta alla normalità e torneremo come prima. Un bacio grosso va a tutta la redazione Penalty. Buon Natale e felice anno nuovo. Ciao a tutti, volevo augurarvi tanti auguri di buon Natale. Sicuramente sarà un Natale diverso, strano. Il mio augurio è quello che si possa tornare presto alla normalità. Di nuovo, tantissimi auguri di buon Natale e un felice anno nuovo. Ciao Ettore e un saluto a tutti gli amici di Penalty. Volevo fare i miei auguri più cari e sinceri di buone feste a tutti quanti. È un Natale particolare, un Natale unico probabilmente nella storia moderna di questo pianeta. È un Natale che ci costringerà tutti a viverlo a distanza, distanti dagli affetti, distanti dagli amici. Speriamo che il nuovo anno riesca a riconsegnarci tutto ciò che questa maledetta pandemia ci ha tolto. E in particolar modo il nostro amato calcio, il nostro sfogo, la nostra passione, per alcuni di noi il lavoro, che purtroppo siamo stati costretti a interrompere in un periodo così di emergenza per tutto il pianeta. Il mio augurio è questo, quello di poter riabbracciare nel 2021 una normalità, tra virgolette, o comunque il poter vivere una situazione sicuramente migliore rispetto a quella che stiamo vivendo e che abbiamo vissuto in questi mesi del 2020. Un caro saluto e tanti auguri ancora a tutti. Ciao Ettore, buonasera a tutti, con la speranza che tutto ritorni nella normalità, auguro a tutti buone feste dal mister Giovanni Falsone. E così colgo l'occasione anch'io per augurarvi buon Natale e un felice anno nuovo. Presto ritroveremo la gioia di riabbracciarci ancora con i nostri cari e anche con tutti gli amici. Buon Natale, Gold TV, a presto, buon Natale! Natale è innanzitutto tempo dell'attesa, attesa meditata, riflessiva per prepararsi nel miglior modo possibile a quello che è l'avvento. E dopo appunto è festa gioiosa per una nascita, anzi per la nascita, che per ogni uomo di ogni età, di ogni tempo rappresenta in quei giorni un sincero momento di buoni propositi, di propositi di rilancio rispetto a quelli che sono gli aspetti della propria vita personale, familiare, professionale. Ecco, parimenti io auspico che quanti si stanno preparando per la ripresa delle attività calcistiche possano vivere questo momento per una riflessione, per una meditazione rispetto a quelli che sono i valori, rispetto a quello che è il perché ci si misura, si investe tempo e passione per l'attività calcistica, appunto per poi prepararsi nel miglior modo possibile a quella che sarà la ripresa, che sia all'insegna di un nuovo spirito e di un nuovo
stile sui campi di gioco. Auguri, buon Natale! Ettore, buongiorno a te e a tutti gli amici di Penalty. Innanzitutto ti dico grazie del solido invito che tu mi fai e che io ovviamente accetto con immenso piacere. Niente, ci ritroviamo qua a dicembre in questo strano prenatale, un prenatale totalmente assente del nostro hobby che è il calcio, per le cause che già sappiamo e che non voglio nemmeno elencare perché ne abbiamo parlato da febbraio ad oggi, quindi sarei ripetitivo e inutile. L'unica cosa che si spera che questi reali vaccini o comunque queste cure che ci sono il prossimo anno ci diano modo innanzitutto di rientrare alla nostra vita quotidiana lavorativa, perché c'è molta gente che non sta lavorando, molta gente che è in cassa integrazione, siamo in un periodo veramente difficile, quindi prima di parlare di rientrare nel nostro hobby che è il calcio, spero che si rientri nella nostra normalità lavorativa e che molte famiglie possano rivivere tutto ciò che facevano prima. Uscire, mangiarsi la pizza, comprarsi un regalino, soddisfare le esigenze dei nostri figli, che purtroppo per molti quest'anno sarà veramente veramente difficile. Anzi, io esorto te che hai una grande visibilità soprattutto nel calcio di vedere se c'è gente che ha di bisogno, magari ti manda un tramite WhatsApp, te lo manda a te in privato e tu magari poi lo dai modo a tutti noi di poter dare una mano a chi ha realmente di bisogno, perché sono, sai, quelle piccolezze che fanno la differenza, Ettore, fanno la differenza, perché per dei genitori non poter dare un sorriso ai propri figli è la cosa più brutta, è la cosa più umiliante. Quindi io scusa se magari entro dal discorso calcio, ma chiedo te di dire pubblicamente che chi ha di bisogno, le famiglie che hanno di bisogno, che vogliono un aiuto per i propri figli, dal mangiare al regalino di Natale, che sai, i bambini vedono più il regalino di Natale che magari il panino imbottito. Niente, questo spero che sia un aiuto per qualcuno. Niente, ora uscendo dal discorso e rientrando in quello del nostro hobby calcio, spero che il prossimo anno si riprenda e che ci possiamo divertire nel nostro terreno, che sono i campi di calcio. Niente, io non ho nulla da dire, auguro veramente un buon Natale, anche se atipico, però un buon Natale a te e tutti coloro che ti seguono, perché ce lo meritiamo, Ok Toruccio, io ti ripeto, ti faccio un grande in bocca al lupo e un grande augurio a te e a tutta la tua redazione di un buon Natale e un felice anno nuovo, e spero di rivederci nel tuo studio e non sempre tramite riprese video, e niente più. Grande auguri a tutti gli amici di Penalty, a tutti quelli che fanno parte del nostro hobby, il calcio, e niente, auguri a tutti, buon Natale. Ciao a tutti, sono Matteo Mantia, il cantante degli Sugar Free, e volevo fare un augurio sincero a tutti gli ascoltatori e ai telespettatori di Penalty, e soprattutto ai sognatori, ai visionari, agli artisti, a tutti coloro i quali hanno a che fare con la cultura, perché la cultura in questo periodo sta attraversando un momento di crisi mai visto. Io sinceramente sono sicuro che ci sarà dopo questo periodo un boom culturale, un boom artistico, quindi sono sicuro che andrà molto molto meglio. Prepariamoci a questo boom e intanto ci passiamo delle feste serene e tranquille. Ciao! A tutti gli amici di Penalty, naturalmente al mio carissimo amico Ettore Tortorici, tantissimi auguri di buon Natale e speriamo in un 2021 come un ottimo anno nuovo. Un bacio a tutti dalla vostra Chiara Kines. Ciao Ettore, che
Grazie dell'opportunità che mi dai di fare tanti auguri a chi ci segue, agli appassionati di calcio, nella speranza che presto possiate tornare in campo. Stiamo vivendo una situazione davvero incredibile, chiamiamola emergenza, ma in realtà è qualcosa di più, perché ha cambiato e stravolto le nostre vite, le nostre abitudini. Però dobbiamo continuare a non mollare, a mantenere le distanze, a rispettare i protocolli, perché ne va della nostra sicurezza, ne va della sicurezza di tutti, per riprenderci un po' la nostra vita. Buon Natale ancora e auguri, nella speranza stavolta che sia un buon anno. La festa del Natale è una festa particolare quest'anno, molto diversa dal solito, e voglio dire, colgo l'occasione per inviare un messaggio augurale a tutti i telespettatori che hanno seguito tutto l'anno l'evolversi della situazione o l'involversi di una situazione sportiva che non ha precedenti nella storia non solo del nostro paese ma di tutto il mondo. Pensate, abbiamo rinviato i Giochi Olimpici di Tokyo per la prima volta nella storia, e vorrei cominciare con una notizia direi gradevole. La Federazione Internazionale Cinema Television Sportive, che io presiedo, e insieme ai 123 paesi ha deciso di mettere a disposizione un'iniziativa che abbiamo chiamato Un regalo per nonni e nipoti, mette a disposizione 2813 video gratuitamente dal sito della federazione. Il sito è semplice, sportmoviestv.com, e si entra in home page, troverete un nonni e nipoti, basta cliccare e si accede liberamente a queste iniziative. Perché questo? Perché la solitudine sta colpendo un po' tutti, ma in modo particolare i cittadini senza limiti di età. Allora noi abbiamo pensato di fare questo per i nonni, di fare questo per coloro che sono soli e che debbono riempire queste 10 giornate rosse, e noi le mettiamo a disposizione. Che cosa si può trovare? Giochi Olimpici in tutte le forme, in tutte le versioni, in tutte le immagini dei momenti più emozionanti di questo evento, il più grande evento mondiale di sempre. Si può trovare le nazioni, gli eventi, i personaggi, le gare, i risultati, le nazioni, eccetera, dove ognuno può muoversi come ritiene più opportuno. Inoltre abbiamo pensato anche a quelle discipline sportive che magari sono delle immagini particolari. Un campionato del mondo rimane nella mente. Allora abbiamo messo anche i campionati del mondo di 56 discipline sportive. L'accesso è lo stesso, tratta di vedere se vogliamo vedere Eddy Merckx o Fausto Coppi, se invece vogliamo vedere nella parte olimpica vogliamo vedere il Bolt anziché Carl Lewis, eccetera, o la Nadia Comaneci. Quindi nonni e nipoti, e qualcuno dirà ma i nonni hanno qualche difficoltà all'accesso alla tecnologia. Non per niente abbiamo detto nipoti, quelli che oggi sanno tutto, quasi all'età della scuola materna riescono a entrare in questi strumenti elettronici. Quindi con l'aiuto del nipotino noi diamo un aiuto a rimanere meno soli, e questo è il nostro augurio, di poter al più presto ritornare insieme in quel stile, in quel momento di aggregazione che solo lo sport sa dare. Auguri a tutti per le prossime festività e soprattutto auguri per un anno sportivo di successo. Beh, che dire, è stato un anno particolare che ci ha privato della nostra libertà, del nostro abituale modus vivendi ed operandi. Tutto questo a causa del Covid-19 che ha seminato paura, soprattutto morte. Ed ecco perché, a differenza degli altri anni, questo Natale sarà una festa completamente diversa. Negli anni trascorsi, quando non c'era
questa pandemia aspettavamo tutti con ansia, con trepidazione questo Natale, perché era un momento di unione, un momento di familiarità, un momento di stringersi attorno ad una tavola imbandita di tutto e di più per festeggiare degnamente, nel migliore dei modi, il Natale. Quest'anno purtroppo non sarà così, vuoi perché c'è questa paura a stare assieme, vuoi perché il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri vieta assembramenti, vieta di poter stare in famiglia tutti assieme come si faceva una volta, e voi perché in molte famiglie purtroppo ci sono ancora ferite che non si sono rimarginate e che non si potranno mai rimarginare, che non si sono potute rimarginare per via del fatto che magari ancora c'è qualcuno in quarantena che è positivo al Covid-19, e non potranno mai rimarginarsi queste ferite per chi purtroppo ha perso il proprio caro, e di decessi per Covid-19 ne abbiamo avuto tantissimi. Ecco perché questo Natale, questa festa di quest'anno assume un particolare completamente diverso. Non c'è nel cuore di ognuno di noi quella gioia, quella voglia di correre agli acquisti per preparare di tutto e di più per passare una giornata diversa. Oggi questo Natale da molti o da tanti non viene più considerato come una festa tanto attesa, una festa particolare, una festa di unione, ma come un giorno qualsiasi. In sostanza si è perso il vero e proprio valore di questa festa, che è stata sempre la festa più bella, perché è nato il Salvatore, perché teneva molta gente unita, molte famiglie si ricompattavano, molte famiglie si lasciavano alle spalle vecchi rancori, liti, questioni e via discorrendo. Purtroppo sarà un Natale diverso, noi ci auguriamo, il mio è un augurio soggettivo, credo di trovarne anche il consenso da parte degli altri, che questo Natale possa essere un Natale pieno di gioia, pieno, non dico di allegria, perché non potremo magari stare accanto ai nostri cari, per chi ancora ce li ha, stare accanto ai nostri nipoti, purtroppo a causa delle restrizioni del DPCM. Sarà un Natale che auguriamoci possa portare in ogni famiglia serenità, salute, pace, speranza, lavoro per chi non ce l'ha, soprattutto speranza, la speranza di un domani migliore, di un 2021 che ci auguriamo possa consentire di lasciarci alle spalle questo 2020 che è stato un anno purtroppo non come avremmo dovuto aspettarci. Indubbiamente questo Covid-19 ha lasciato solchi profondi, ferite così ampie che credo che ci vorrà molto tempo prima che possano rimarginarsi. È inutile abbattersi perché la vita continua, è inutile riflettere su quello che è stato, pensiamo più semplicemente a quello che ci auguriamo tutti. Innanzitutto che possano riprendere, siamo stati privati anche di questo, le partite di calcio che ci tenevano impegnati un'ora e mezza la domenica, per chi come noi addetti al lavoro, ma i lavori nel scrivere i pezzi sui quotidiani o le telecronache o le interviste o le radiocronache, tutto questo ci è stato privato, e per noi che amiamo il calcio, abbiamo vissuto con il calcio che è il gioco più bello del mondo, queste domeniche che ci danno
un senso completamente diverso di vivere la giornata festiva rimanendo a casa anziché andare su un campo sportivo a vedere una gara. Auguriamoci che anche questo ritorni ad essere parte attiva della nostra vita. Beh, che dire, io credo di formulare a nome mio personale gli auguri più sinceri, affettuosi e di cuore, anche se non ci conosciamo, ma questo non significa non accomunarsi tutti in un unico messaggio che è quello di pace e di speranza per un Natale sereno, per un 2021 che sia foriero soprattutto di salute e che in ogni famiglia regni davvero la pace, l'amore e l'armonia, valori questi che nel tempo, credo, dall'alto della mia età si sono persi. Allora riappropriamoci della nostra identità, riappropriamoci di tutto quello che ci permetta di poter stare in pace con noi stessi e in pace con gli altri. Ed è per questo, con questo auspicio, con questo augurio che formulo a voi, all'amico Ettore Tortorici, persona straordinaria, ho avuto modo di conoscerlo per la prima volta ad Enna e ho capito di che pasta è fatta, persona davvero straordinaria. A lui, alla sua famiglia, a tutte le famiglie, non solo siciliane, ma a tutte le famiglie del mondo, alle società sportive, ai presidenti, ai giocatori, agli allenatori, agli addetti sportivi, ai massaggiatori, tutti gli addetti ai lavori, insomma a tutti, senza togliere assolutamente nessuno, senza fare nessuna discriminazione, vi giungano gli auguri del sottoscritto di Pino Barbara di un sereno e santo Natale e di un 2021 che sia foriero di pace, serenità e soprattutto di tanta e tanta salute. Ne abbiamo bisogno in un momento particolare come questo. Ancora auguri a tutti voi. Buonasera a te Ettore e a tutti gli sportivi e amici telespettatori di Penalty. Sicuramente con l'arrivo del coronavirus ha sconvolto in poco tempo le nostre vite, incidendo fortemente sulla nostra vita presente e futura. Sarà diverso il Natale dal solito, perché con le tante raccomandazioni di ridurre gli spostamenti o le visite che in questo periodo dell'anno sono solitamente più frequenti. Quest'anno non sarà il solito Natale, alcuni potranno trascorrere le feste in famiglia, altri saranno costretti a passarlo in ospedale. Non sarà quello degli abbracci, non sarà quello delle grandi tavolate, ma sarà un Natale nel rispetto delle regole. Non è un periodo facile, ma tutti insieme ne usciremo più forti di prima. Non ci dobbiamo preoccupare perché quest'anno i pranzi e le cene non si possono fare. Molti altri belli Natali ci aspettano. Per questo vi auguro con tutto il cuore un buon Natale e un felice anno nuovo e ci auguriamo che quest'anno sotto l'albero di Natale ognuno di noi possa trovare la forza per superare i momenti difficili, anche il coraggio per non arrendersi mai ed infine la speranza per poter credere in un domani migliore. Auguri di buon Natale e un felice anno nuovo da Piero Infantino. Ne approfitto per augurare a tutti gli sportivi siciliani, catanesi, tutti i giocatori, allenatori, tutti i colleghi un buon Natale e soprattutto un felice 2021, ecco, soprattutto un anno spero diverso, spero che sia un anno diverso sotto tutti i punti di vista, dal punto di vista sociale, dal punto di vista sportivo, ecco, che possiamo ritornare alle nostre abitudini, alle nostre attività. È stato un anno brutto e speriamo che ce lo lasceremo il più presto alle spalle. Quindi questo è il mio augurio di ritornare pian piano alla vita normale, alla vita di sempre. Quindi un abbraccio ancora di cuore, un saluto da Luca Di Gregorio e ancora buone feste.
Ettore, ti ringrazio per il gentile invito e colgo l'occasione per augurare a tutti voi un sereno Natale e un sereno fine anno, sperando che il nuovo inizio possa portarci di nuovo alla normalità tanto attesa e che questo periodo brutto si possa mettere alle spalle e si possa rientrare appunto a vivere normalmente. Capisco che in questo momento le difficoltà sono tante, però dobbiamo farci forza e dobbiamo sempre tenere viva la fiamma della speranza. Quindi l'augurio è questo, nella speranza di poter rientrare questo alla nostra vita normale. Un saluto a tutti e una buona serata. Questo periodo ci sta sicuramente mettendo a dura prova. Credo che abbiamo però avuto la possibilità di riflettere, di pensare un bel po', considerando che il nostro settore, il calcio dilettantistico, ha subito questo fermo totale. Credo che questa pandemia ci abbia insegnato qualcosa di importante, cioè che non dobbiamo limitarci a pensare ai successi, alla gloria personale o alla ricerca del denaro, del potere, ma che bisogna guardare le cose che abbiano molta più importanza, perché alcune cose ci possono essere portate via facilmente, no? Come abbiamo potuto vedere da questa situazione drammatica. Credo che nell'ambito calcistico ci sono determinati valori che secondo me vanno insegnati, vanno perseguiti con più forza, cioè valori importanti come l'amicizia, il rispetto delle regole, il rispetto dell'avversario, il rispetto di noi stessi. Penso che siano delle cose fondamentali alle quali in un futuro prossimo dovremmo, a mio avviso, pensare molto di più, così come nella vita quotidiana. Credo che aiutare il prossimo, rispettare il prossimo, cercare di essere delle persone migliori, penso che siano degli obiettivi che ognuno di noi deve porsi. Oltre che approfittare di questo momento per augurare a tutti voi, alle vostre famiglie, un Natale sereno, gioie, pace. Volevo così permettermi di dare un consiglio un po' a tutti, cosa che sto facendo io da un bel po', ed è quello di avvicinarci forse un po' più in maniera spirituale alla vita, e quindi consiglio un po' a tutti di leggere la Bibbia, che sicuramente ci può aiutare a diventare delle persone migliori. Quindi vi rinnovo ancora i miei migliori auguri e che dire, Dio vi benedica tutti. Un saluto, a presto, ciao. Buonasera Ettore, buonasera a tutti gli amici di Penalty. Ci ritroviamo sempre, come ultimamente succede spesso nell'ultimo anno, di mandare solo video messaggi, e questo purtroppo ci penalizza perché vogliamo il contatto diretto. Io auguro a tutti gli amici sportivi e non un sereno Natale e un sereno anno nuovo, e che tutto possa finire al più presto e ritornare nei campi di calcio dove noi è il nostro habitat naturale. Colgo l'occasione, ripeto a tutti gli sportivi e non, un grande ritorno nei campi di calcio, e che Dio ce la mandi buona per annullare questa maledetta pandemia. Buonasera a tutti, buonasera a te Ettore, un caro saluto a tutti gli amici sportivi. In questo momento così difficile, dove il Covid ha spezzato tante vite, dove ha portato via tanti cari, ha cambiato il nostro modo di vivere, ha cambiato il nostro modo di stare, un po' particolare. Nel mondo del calcio, che è il nostro mondo, ci ha spezzato la nostra passione, ha spezzato quello che è il nostro amore, soprattutto nei dilettanti. Ci ha tolto quei momenti bellissimi che tutti noi viviamo dentro lo spogliatoio, la palla che rotola, il confrontarsi quotidianamente,
vivere sia nei momenti belli che nei momenti brutti questo mondo. Ecco, questo è il momento giusto per augurare che buone feste, buon Natale, che questo Natale possa spazzare via questo periodo così lungo che un po' ha cambiato il nostro modo di vivere, che ci possa ridare la gioia di vivere la vita in maniera libera, di vivere i nostri momenti meglio di prima, ma soprattutto nel mondo del calcio di ridarci ciò che amiamo di più. Rettangolo di gioco, i momenti che ognuno di noi vive dentro lo spogliatoio, vedere quel pallone che rotola e soprattutto darci a tutti gli addetti ai lavori, allenatori, direttori, giocatori, presidenti, quello che amiamo di più, la gara, la domenica, la partita della domenica. Spero che tutto questo possa avvenire il più presto possibile, che questi momenti che abbiamo tutti vissuto ci possono fare capire veramente tante cose, che questi momenti possono aver lasciato dentro ognuno di noi quell'esperienza, quei particolari che ci possono aiutare a cambiare, ma soprattutto a vivere questa vita in maniera diversa, perché abbiamo capito veramente quanto è bella la vita e quanto è importante avere la salute e la tranquillità sia in famiglia e sia insomma tra gli amici più cari, insomma le persone che amiamo o vogliamo bene di più. Buon Natale, buone feste a tutti voi. Auguri di buon Natale e certezza dell'anno nuovo che sarà migliore, con la speranza di rivederci tutti nel rettangolo verde, che è dove ci compete effettivamente. Ciao Ettore, ciao a tutti gli amici di Penalty. Colgo l'occasione per fare gli auguri di un sereno Natale a tutti i telespettatori e a tutti gli addetti ai lavori. Anche se sarà un Natale diverso, pur sempre Natale è. Colgo anche l'occasione per fare gli auguri di buon anno, di un 2021 pieno di serenità, perché è quello che è venuto a mancare quest'anno, quindi che sia un anno ricco di serenità. Grazie e ci vedremo presto nei tuoi studi. Come ogni anno il mio amico e collega Ettore Tortorici mi chiede un video di auguri di buon Natale e buone feste per la sua trasmissione Penalty e per tutto il mondo del calcio e dello sport siciliani, e io molto volentieri ogni anno realizzo questo video e a maggior ragione lo faccio con grande gioia quest'anno, al termine di un 2020 davvero terribile per i motivi che sapete. E allora veramente a tutto cori vi auguro ogni bene, vi auguro tanta salute, tanta serenità, spero che si possa tornare presto alla normalità e che questa crisi sanitaria ed economica diventi un ricordo, che tutti possano tornare alla loro vita di tutti i giorni e anche il mondo dello sport, del calcio possa tornare alla normalità di sempre. E allora, ancora una volta ne approfitto, con questo video vi abbraccio tutti, con tutto cori, come io amo dire, vi auguro ogni bene, un buon Natale e buone feste con i vostri affetti più cari. Grazie e un abbraccio da Salvo La Rosa. Ciao a tutti, sono Sirio Silvestri, colgo l'occasione per salutare tutti gli amici di Penalty e nel contempo farvi gli auguri di un sereno Natale e un felice anno nuovo, nella speranza che questo 2021 possa portarci un po' di tranquillità, serenità e soprattutto ritornare alla normalità che tutti noi desideriamo, e augurandoci che, calcisticamente parlando, il tutto possa ripartire nel migliore dei modi.
Carissimi amici, sono Concetta Lazzaro, volevo semplicemente augurarvi, anche se quest'anno è un anno un po' particolare, ma sono fiduciosa e sono convinta che ce la faremo e ne usciremo alla grande, e quindi volevo semplicemente augurarvi un sereno Natale e un buon anno a tutti. Buonasera Ettore, grazie nuovamente per l'invito e per la possibilità che ci dai a noi in questo momento di esprimere il nostro parere, la nostra opinione su questo periodo un po' particolare. Niente, io colgo l'occasione intanto per fare gli auguri a tutti di buon Natale, alla società in cui appartengo io, al Mazzarone Calcio, alla mia società, al Centro Sportivo Ramacca, a tutti i miei ragazzi, grandi, piccoli, a tutte le famiglie. Non è stato un anno facile, è stato un anno un po' diverso rispetto agli altri. Siamo arrivati fino all'ultima giornata svolgendo attività, parlo di scuola calcio, in maniera anormale, e posso dire che i bambini hanno reagito in maniera positiva a tutto ciò. Non me l'aspettavo, sono sincero. I bambini stanno crescendo in una maniera assurda e paurosa. E niente, che dirti, spero a tutti che questo Natale possa portare un po' di serenità. Soprattutto questo, e con la fine dell'anno spero che il nuovo anno ci possa portare una nuova energia e possiamo presto ripartire nella nostra vita quotidiana, anche se questo un po' ci è venuto a mancare. E niente, dobbiamo essere fiduciosi. Da sportivi sappiamo che bisogna sempre rimanere sul pezzo, come dicono in molti. Noi stiamo cercando di farlo, e quindi niente, vi auguro un sereno Natale a tutti, a voi alla reazione di penalty, a te Ettore, grazie nuovamente per l'invito, e un buon Natale fino all'anno nuovo a tutte le persone che mi conoscono e che in questo momento anche sono un po' in difficoltà. Grazie mille e ci vediamo presto. Ciao Ettore, buongiorno a tutti gli amici di Penalty. Dico buongiorno perché il mio video è da uno dei posti più belli secondo me che abbiamo in Sicilia. La scelta di questa location è per augurarci che la bellezza di questo posto possa tramutarsi in quello che sarà la bellezza dell'anno 2021, che cancelli quest'anno 2020 che è stato purtroppo pieno di dolori e di poche gioie. Un augurio importante a Ettore Tortorici, alla sua redazione e ai suoi collaboratori. Tanti auguri alla mia società, la SD Carlentini, con a capo il presidente Gaetano Vinci, il direttore sportivo Vincenzo Giliberto, il direttore generale Graziano Strano, al mio staff, composto da Fabio Trovato, Simone Scalia, Fabio Lombardo e i miei ragazzi, con i quali abbiamo creato un grande gruppo, siamo una grande famiglia, continuiamo a stare uniti sino ad oggi, abbiamo tanta voglia di voler ritornare in campo a battagliare contro amici e contro nemici. Ci sono anche quelli, bisogna accettarli. Auguri a tutti, buona salute e buone feste. E rieccomi qua, sono ritornata un pochino con voi, ed è la cosa più bella quando Ettore me l'ha detto di fare questo video, felicissima. E siamo a ci voleva la Befana, lo so. Se mi volete vedere fare la Befana, giorno 6, basta che spingete gli occhi al cielo, Mariuccia, dai! E ragazzi, è un anno particolare, è un anno speciale. Diciamo che è un anno... Teniamone forte, picciotti, teniamone forte, perché non faccio come una felice. No, invece, dai, che ce la potiamo fare e ce la sappiamo fare. Vi auguro che sia un anno invece tranquillo, sereno, vi voglio bene, ci vediamo sempre e solamente in TV. Ciao, grazie Ettore e le palline ci sono. Ciao Ettore, grazie nuovamente perché mi hai coinvolto nella tua trasmissione, almeno per un saluto, per un augurio. Anche in un momento un pochettino particolare,
Come vedi, io mi sto preparando per andare al campo con i ragazzi, almeno in questo periodo abbiamo limitato un pochettino i danni e quelle 3-4 volte a settimana al campo ci andiamo e ci divertiamo con i nostri ragazzi. Speriamo al più presto che questo periodo passi in fretta, questo brutto periodo, il momento particolare. Mi auguro che tutti i ragazzi, tutti veramente i bambini, i ragazzi tornano a giocare le partite. Questo è l'augurio che posso fare più di ogni altra cosa, perché chi sta pagando più di tutti questo periodo sono proprio loro. E perciò, per quanto riguarda il nostro ambito, quello veramente calcistico, di settore giovanile, attività di base, l'augurio che posso fare veramente è che si ritorni presto alla quasi normalità, il più presto possibile, e che i ragazzi, i bambini ricomincino a giocare, a fare le partite, a fare i tornei, a fare quello che gli piace di più, giocare a calcio. Un bacione Ettore e tanti auguri di buon Natale e felice anno nuovo, anche in un periodo anche un po' particolare. Ciao! Buonasera a tutti, buonasera ai telespettatori di Penalty, buonasera al mio carissimo amico Ettore Tortorici, che ringrazio per avermi voluto ancora una volta ospite della sua trasmissione, alla quale prendo parte sempre con grande piacere e che seguo con grande interesse, anche se in questa circostanza in maniera, come dire, a distanza, no? Si parla tanto di didattica a distanza, ecco, questo è un intervento a distanza dalla mia casa in tenuta ginnica, come vedete, anche se in realtà è una tenuta domestica, con il piacere di augurare ai telespettatori di Penalty, ma anche a tutti gli sportivi siciliani e non soltanto agli sportivi, un sereno Natale che ormai è imminente, anche se in un'annata sicuramente particolare che ricorderemo a lungo per le note vicende. Ma siamo comunque speranzosi. È un augurio che inoltro naturalmente alle società sportive di calcio siciliane, a quelle professionistiche come Catania, Palermo, che hanno attraversato delle vicissitudini sicuramente particolari negli ultimi anni, ma che stanno risalendo la china, e quindi incrociamo le dita perché la Sicilia possa essere ancora una volta all'altezza del blasone con cui si è rappresentata in tempi tutto sommato non troppo distanti. Auguri anche alle società di calcio semiprofessionistiche, a quelle dilettantistiche, perché lo sport è sempre un grande serbatoio di valori e di valore c'è bisogno in questa società. Stiamo vivendo un momento molto particolare, un momento senza dubbio triste, è inutile nasconderci dietro ipocrisie di sorta, è un'annata particolare, eccezionale, traumatica, triste, che ci fa vivere il sapore acre della nostalgia di tempi sicuramente migliori. Ma non soltanto la speranza, anche il buon senso è necessario che in questa fase ci accompagni affinché si possa tutti attraversare questo tempo verso una auspicabile ripartenza. Sono tantissime le realtà ad oggi in ginocchio, parlo di tante aziende, parlo del comparto dello spettacolo a cui appartengo e che sostanzialmente è fermo da quasi un anno a questa parte con una conseguente e profondissima crisi economica, ma anche esistenziale, creativa, per tutti gli artisti, insomma, di cui è composto. E anche in questo senso quindi un grosso in bocca al lupo dal sottoscritto a tutti i miei colleghi, ai teatri, perché possano riaprire presto e affinché tutti gli artisti possano riabbracciare presto, prestissimo, il pubblico, alla stessa stregua dei tifosi che possano ritornare presto sugli stadi ad incoraggiare le loro squadre del cuore. Un caro saluto a tutti quanti voi, in attesa di ritrovarci presto in teatro, allo stadio, in qualunque altra circostanza, all'insegna di una serenità maggiore e migliore. A presto, un caro saluto. Ciao Ettore, ti mando questo videomessaggio dal campo sportivo di Santa Croce.
Come puoi notare dal riflesso dei miei occhiali, sono immerso nel silenzio di questo campo, interrotto forse da qualche canto di uccelline. L'ho fatto perché vorrei rimanere in tema, ma soprattutto perché per evidenziare quanto ci manca questo mondo e quanto ci manca la quotidianità di questa passione che coltiviamo da anni, specie io. E quindi ne approfitto di questa occasione anche per fare un appello. Lo faccio a tutto il nostro mondo, agli addetti ai lavori, agli atleti, ma anche alle istituzioni, alle federazioni e a tutti coloro che sono di competenza riguardo all'eventuale ripresa oppure no nel medio, lungo, breve termine. E lo faccio evidenziando una parola chiave, che è quella che ci accomuna tutti, che è appunto la parola dilettante. Dilettante che ritengo stia a significare un'attività fatta per diletto, un'attività fatta per passione, per piacere, per arte, considerata da chi la svolge proprio perché è dilettante un'attività marginale della propria vita, seppur fatta con immensa passione, alle volte fatta con più passione rispetto alle altre attività. E quindi questa descrizione di questa parola ritengo che ci debba far riflettere e ci debba far capire che oggi siamo fermi, facciamo questo stop per una questione di responsabilità. Penso che, anche se abbiamo voglia di ricominciare, un'eventuale ripresa frettolosa, catapultandoci tutti di nuovo in campo con tutti i rischi che ci possano essere, non sia un comportamento responsabile nei confronti del Paese, proprio perché il nostro mondo coinvolge così tante persone. Abbiamo la responsabilità per adesso di stare fermi e di dare tempo agli altri settori di potersi riprendere e di poter poi ripartire con più serenità e con più tranquillità. E quindi, cosciente che questo mio pensiero non è condiviso da tutti, mi fa piacere poterlo esprimere. E quindi ne approfitto per mandare a tutti voi gli auguri di buone feste, sperando che questo 2020 si possa dimenticare presto e che il 2021 sia un anno migliore di quello appena trascorso. Un abbraccio a tutti e auguri. Amici di Penalty, vi auguro una bella giornata e un caro saluto a tutti voi e un caro saluto ad Ettore Tortorici, che mi dà la possibilità di poter mandare un pensiero, un augurio di un Natale e di un ingresso di un nuovo anno che diverso da quello che stiamo trascorrendo adesso, con tanti problemi, tante situazioni che effettivamente vogliamo dimenticare con il nuovo anno. Certamente ci auguriamo che sia migliore di questo. È stato un anno terribile e quindi il nostro augurio veramente è quello di poter avere tutti tanta salute, poter stare tranquilli, di vivere i momenti normali di gioia, di felicità, di amore, di fratellanza e soprattutto di avere contatti, perché è la cosa più importante, il contatto umano, il calore umano. Bene, io vi ringrazio di cuore, ringrazio Penalty, ringrazio Ettore che mi dà la possibilità di potervi
mandare un saluto e un augurio di tanta salute per tutti, perché oggi la cosa più importante è questa, la salute, perché avendo la salute poi si possono fare tantissime cose. E alle mie spalle vedete il simbolo del Natale. Certo non sarà un Natale come gli altri anni, ma è sempre Natale, stiamo vicini ai nostri cari, ai nostri genitori, a coloro che insomma hanno più bisogno, ecco, un pensiero anche a loro. E poi soprattutto non dimentichiamoci del nostro Catania. Poteva non mancare il Catania. Oh dai, quest'anno speriamo che sia anche una volta buona. Adesso il Catania si sta rinforzando, la società la ringraziamo per quello che ha fatto e ci auguriamo che sia un anno splendido sotto tutti gli aspetti. Grazie, tanti auguri a tutti e seguite Penalty, mi raccomando, Ciao! Buonasera, sono Alfio Lanzafame, l'amministratore delegato dell'ACI Sant'Antonio, eccellenza Girone B. Approfitto per fare gli auguri di buon Natale e felice 2021, un 2021 che speriamo ci faccia riprendere i campionati e ci lasci alle spalle questa pandemia che diciamo ha distrutto tutto, il mondo economico, il mondo sportivo, la nostra società tutta. Ringrazio la redazione di Penalty di avermi dato questa possibilità, rinnovo gli auguri, grazie direttore Tortorici e buon anno a tutti, buonasera. Ciao Ettore e ciao a tutti coloro che ascolteranno questo videomessaggio di auguri. Io sono Rossana Buonafede, molto contenta di partecipare a questo insieme di auguri fatti anche da colleghi. Cosa augurare? Beh, è molto semplice. Serenità, molta, che abbiamo perso. Salute, anzi prima salute, che questo Covid venga sconfitto in qualsiasi maniera, che si riacquisti la serenità che abbiamo perso, serenità intendo dire economica, anche psicologica, perché so di tanta gente che sta male in tutti i sensi. Io, che dire, ho avuto un incidente nel 2019, mi sembra di stare in carcere da 3 anni, prima con l'incidente e adesso con il Covid. Vabbè, io sono sempre positiva, attenzione a dire questa parola, io sono sempre allegra, diciamo così, e cerco di vedere le cose in maniera evolutiva, cioè voglio che le cose vadano avanti e vadano bene. Un bacione enorme, auguri e auguri. Caro Ettore, cari amici di Penalty, è sicuramente una situazione anomala che abbiamo vissuto quasi nell'ultimo anno solare, un Natale diverso, un Natale che costringerà parte del nostro mondo del calcio dilettantistico a stare fermo, così come lo è da qualche mese l'intero settore. Speriamo che sia l'ultimo Natale vissuto con queste difficoltà, quindi a nome mio, di Gianluca Barbagallo e della società che rappresento, auguro un sereno e felice Natale a tutti gli ascoltatori di Penalty e a tutti gli sportivi. Grazie. Ciao ragazzi di Penalty e soprattutto a Ettore Tortorici. Vi auguro un buon Natale di vero cuore e soprattutto a me stesso, perché io mi presento, voi non mi conoscete, sono Chef Salvo D'Antoni. Quest'anno mi trovo anch'io a casa come voi per certi aspetti, perché sappiamo la ristorazione come è andata, e sono un pochino triste perché in qualsiasi anno io mi sono trovato sempre in prima linea, però non mi sono demoralizzato perché vi voglio fare un regalo, vi voglio dare una ricetta che vi possa lietare le serate con i vostri familiari.
Per cui, se mi ascoltate bene, vi do questa ricetta: strozzapreti con funghi porcini e salsiccia. Ottimo! Gli strozzapreti non è altro che una pasta fresca che possiamo trovare benissimo anche nei supermercati. E ovviamente prendete per 4 persone 300 g di funghi porcini, poi prendete 300 g di salsiccia e ovviamente potete anche aggiungere del pecorino romano. Il procedimento è semplicissimo, dovete fare soltanto preparare la base di funghi con abbracciapimento, con la cipolla, con l'aglio, come vi piace, però non esageriamo molto. Poi tagliamo direttamente i funghi e rosoliamo con la cipolla con un pochino d'olio. Poi aggiungiamo dopo però poco olio, attenzione, perché dopo mettiamo la salsiccia sappiamo tutte che è un pochino grassa, per cui aggiungiamo la salsiccia e sfumiamo il tutto. Dopodiché che caliamo ovviamente la pasta che è strozzapreti, li ascendiamo molto al dente e li saltiamo in padella insieme al condimento con funghi, questi salsiccia, e poi se vogliamo mettere su un po' di formaggio che è il pecorino romano per definire il tutto. Ragazzi, io vi auguro un buon Natale e che il 2021 ci possa dare tanta gioia, veramente. Ciao Ettore e un buon Natale e buone feste. Ed è quando uno sente il termine penalty. Personalmente io non so se si fa riferimento alla massima punizione oppure direttamente, come viene più naturale pensare, alla trasmissione di Ettore Tortorici, che ormai va avanti da anni, non so più quanto tempo. Ettore, quanti anni sono che va avanti Penalty? Una trasmissione che dà lustro non soltanto ed ovviamente al calcio, quello ridondante, quello roboante, quello delle massime serie, ma soprattutto allo sport delle serie cosiddette inferiori, che poi inferiori non sono per quanto riguarda la passione, il trasporto e soprattutto per riuscire a portare avanti i valori supremi e fondanti che sono proprio quelli dello sport. Quindi grazie a Ettore Tortorici per esserci, grazie dunque a questa trasmissione. Vi parlo qua dalla stanza delle coccarde, dei dischi, dei vessilli, delle bandiere, perché il calcio è sempre nel mio cuore, nei nostri cuori. Tantissimi auguri a tutti coloro che guardano Penalty, buon Natale dunque e buon anno. Buon Natale e felice anno nuovo ad Ettore e a tutti gli amici di Penalty da Nino Graziano Luca. Non vediamo l'ora che il 2020 finisca e speriamo che il 2021 ci porti delle piacevoli sorprese, ci porti un po' di serenità, ci dia la possibilità di poter credere sempre più in quelle piccole cose che però hanno un grande valore. Auguri, auguri, auguri. Ciao Ettore, ciao a tutti amici di Penalty. Colgo l'occasione di augurare buon Natale a tutti gli amanti dello sport e soprattutto amanti del nostro calcio dilettantistico, che tanto dilettantistico non è per l'amore e la passione che mettiamo quotidianamente. Spero che possano riprendere presto e spero tanto di poterti rivedere al più presto e poter riprendere i nostri momenti magici attorno a quel rettangolo di gioco. E un abbraccio a tutti, buon Natale da parte mia. Ciao Ettore, buonasera a tutti. Volevo anch'io augurare un buon anno a te, alla redazione e a tutti i miei colleghi. Volevo abbracciare forte anche i miei compagni di squadra, la società Favara, lo staff, i miei mister. Vi abbraccio forte. Speriamo che possiamo anche ripartire, che finalmente si possa sconfiggere questo virus, questa situazione complicata. In questo momento sono momenti di festa, magari è una festa e dei momenti diversi. Speriamo di poterli passare tutti quanti in famiglia e di volerci bene ancora di più. Con l'augurio di poter tornare presto in campo faccio i miei più grandi auguri di buon Natale e di felice anno nuovo a tutti gli amici di Penalty, ad Ettore e a tutte le persone che ci seguono e mi seguono. Un abbraccio a tutti da Sebastiano Paterniti. Ciao a tutti amici di Penalty, è arrivato il momento della serenità, è arrivato il momento degli auguri, è arrivato il momento per un attimo di lasciarci alle spalle tutti i problemi che ci hanno accompagnato in questo incredibile anomalo 2020 che stiamo per lasciarci alle spalle. Che dirvi? Vi dico che dobbiamo essere ottimisti, vi dico che dobbiamo credere in un futuro migliore,
ma dobbiamo vivere soprattutto questo presente. Allora viviamolo con gioia, viviamolo col sorriso, viviamolo con positività, pensando di dedicare un sorriso a chi purtroppo lo ha perduto e stando vicini ai nostri cari, alle nostre famiglie, quindi ai nostri amici e a quelli che magari, ahimè, in questo momento non hanno nessun motivo valido per gioire. Amici di Penalty, per me è un grande onore, un grande piacere fare gli auguri di un felice Natale a voi e alle vostre famiglie, e cerchiamo di stare uniti. È il momento dell'unità, è il momento della pace, e soprattutto prepariamoci perché sarà sicuramente un 2021 migliore, sarà un 2021 di grande sport, un 2021 di grandi eventi targati Penalty, è un 2021 che sicuramente ci vedrà protagonisti e vi vedrà protagonisti quali affezionati nostri ascoltatori e telespettatori. Un abbraccio da Francesco Bellia. Ciao Ettore, un saluto a te e a tutti i telespettatori di Penalty. Sono Esael e con questo video voglio augurarvi un buon Natale e un buon anno nuovo. Quest'anno è stato veramente difficile, io ho cercato con la musica di alleviare un po' i dolori di quest'anno e portare avanti i veri valori del Natale. Ho scritto una canzone dal titolo Merry Christmas che ascolterete e la dedico a tutti voi augurandovi un buon Natale e un buon anno nuovo. Un saluto e grazie. Come sai, lì fuori non è come vuoi, ci sono ancora guerre per conquistare terre, ma non hai ricchezza se non coltivi amore. Dimentica il rancore, manda via il dolore, non hai altro tempo se non per sognare, immagina il Natale, stringiti forte a chi ti ama. Come sai, la neve è bianca come il bene, sorridi a chi incontrerai e asciugagli una lacrima. Non hai altro tempo se non per sognare, immagina il Natale, stringiti forte a chi ti ama. Non sentirti solo, canto a te sul cuore, scarta il tuo regalo, solo